stamattina voglio partire con questo servizio anziani al fresco sulla Restera e poi vi dico il perché. Andiamo a vedere. Chi vince? Lei? Oggi va così. Presentato il piano per un'estate al fresco al centro anziani La Restera di Fiera Selvana per gli ospiti diurni che arriveranno dal 1 luglio al 30 agosto e che avranno la possibilità di stare un po' al fresco, socializzare, fare qualche attività in totale sicurezza, scortati anche dai volontari della Croce Rossa. Il presidente Giovanni Portello, da 23 anni al centro, spiega le modalità dell'accoglienza. Con la Croce Rossa quest'anno abbiamo intenzione di promuovere qualche gioco da tavolo e speriamo anche qualche uscita se il tempo ce lo permette. L'anno scorso sono venuti circa 20-22 persone, l'anno prima una quarantina, dipende se vanno in ferie familiari oppure da soli o se no vengono qui, insomma. Molti sono abitué e tornano ogni estate perché si trovano bene, il clima è sereno e tranquillo e tutti lavorano per dare a chi verrà ogni supporto, dai volantini contro le truffe alle opportunità offerte dall'amministrazione. Al centro anziani anche uno spazio per le bocce, un giardino amplissimo, una sala lettura e volendo anche il fresco del lungo fiume, lì a 2 passi. Il signor Armando con i suoi 93 anni è il più anziano, mentre la signora Mirella darà una mano a tutti. Proviamo ad umanizzare quella che è la parte dell'età che avanza e quindi tramite questo pulmino abbiamo la possibilità di arrivare in questo posto che ci ospita e passare qualche ora in compagnia. Questi nostri diversamente giovani avranno la possibilità di prenotarsi il loro viaggio, quindi loro verranno accompagnati, presi dal nostro pulmino, accompagnati qui, fatte le loro attività e poi riportati a casa, tutto questo dalle 3 fino alle 7 la sera. Allora, grazie a Roberto Volpe, Presidente URIPA, Unione Registro Istituti per Anziani, di essere qui con noi. Grazie anche a Carlo Garoffolini, Presidente Adico Venezia. Grazie anche a Garoffolini, mi fa molto piacere avere questi due ospiti perché hanno il coraggio di mettere sul piatto una realtà che voi non vedete, che voi non sentite e che forse dovete imparare ad ascoltare e a capire, perché fra poco ci saranno le elezioni, ci sarà un cambiamento totale, dovete essere preparati, non credere alle allodole, voi dovete credere alle persone che sanno, che vi danno dei consigli e dovete ascoltare, perché sarà anche il vostro futuro. Allora, Presidente Volpe, cosa ha visto questo servizio? Tante belle parole, per fortuna c'è questa Croce Rossa, è sempre il mondo del volontariato che cerca di aiutare. Com'è la situazione, Presidente Volpe? Ma intanto bellissima iniziativa, bravi i volontari della Croce Rossa, brave le famiglie che comunque questi sono anziani che hanno ancora la fortuna di avere dei familiari a casa. La drammaticità di questo momento sono le proiezioni, è già oggi, ma le proiezioni che abbiamo al 2050, 4.800.000 ultraottantenni in Italia che passeranno a 8 milioni, 370.000 ultraottantenni in Veneto che nel 2050 saranno oltre 680.000. Se pensiamo che questi numeri ci danno l'immagine, immaginate di chiudere gli occhi nel 2050 e immaginare che tutta la città di Vicenza, la città di Verona, la città di Padova, la città di Rovigo e la città di Bassano del Grappa siano tutte abitate da anziani ultraottantenni. Quindi in tutte le case che vediamo in queste città, quindi ci saranno case con ascensore, case senza ascensore, e questi anziani saranno il 70% soli, sostanzialmente buona parte di noi, sono i boomer che invecchiano. Bene, di fronte a questo fenomeno che porterà i numeri della condizione di non autosufficienza a livelli pazzeschi, cioè già oggi abbiamo 10.000 anziani in lista attesa nelle strutture del Veneto a fronte dei 32.000 posti letto, immaginatevi di proiettare questi numeri al 2050. È una tempesta perfetta, con una popolazione anziana che avrà un potere d'acquisto inferiore rispetto agli anziani di oggi, che saranno anziani che vanno in pensione col metodo contributivo, una crisi del mondo del lavoro che per 1000 ragioni, compreso l'inverno demografico, ci porterà a un dramma, soprattutto già oggi sugli operatori sociosanitari. In Veneto c'è una carenza già oggi di 3.000 operatori e tutto questo sembra non interessare alla politica. Voi sentite un governatore, qualcuno
qualche anche autorevole esponente del mondo sindacale che si preoccupa dei nostri operatori che sono pagati poco, del nostro personale che dovrebbe essere molto più valorizzato. Io da tempo dico che il nostro personale dovrebbe essere pagato più del personale ospedaliero, perché fare l'OS in ospedale e fare l'operatore sociosanitario in una struttura per anziani è un abisso. Paradossalmente hanno una retribuzione migliore gli operatori che lavorano in ospedale rispetto ai ragazzi nostri che lavorano nelle strutture, che dovrebbe essere esattamente il contrario visto la tipologia del lavoro. Ma la politica questo tema non lo vuole affrontare, non lo affronta, e ne chiederemo conto a chi si candida oggi governatore, a chi si candida a governatore, intese tutte le persone che si candideranno a governatori, se metteranno questo punto all'ordine del giorno dell'agenda, primo punto nella loro agenda. Beh, è giusto che chi vota sappia se queste persone hanno interesse per il futuro di queste persone, di noi, oppure se le priorità sono altre, se si fa una seconda pista da Bob, non lo so. Presidente Volpe, perché il Serino viene passato sempre a livello nazionale il governo, ma mi sembra che gli istituti per i diversamente giovani, come li chiamo io, le RSA, è una presa di posizione che dovrebbe veramente prendere in atto il governatore. I governatori, come ha detto lei, perché molte cose dovrebbe essere la regione che delibera, che aiuta. Lei cosa ha visto in tutti questi anni? Allora, che ci sia un vuoto nazionale di attenzione a questo tema è un dato oggettivo. È oggettivo anche perché l'Italia è spaccata. Noi lo sentiamo di più al nord questo fenomeno rispetto al sud, perché c'è una popolazione al nord che da più tempo ha questo tipo di bisogno. Il sud c'è ancora una tenuta delle famiglie, sta iniziando ad avere problemi importanti anche il sud e il centro Italia. Quindi è un problema, non c'è una responsabilità solo della regione, è un problema. Se pensiamo che a livello nazionale durante il governo Conte si è scritto il PNRR, il secondo paese più vecchio al mondo come l'Italia non si è messo un centesimo per le strutture per anziani, quando abbiamo finanziato delle cose straordinariamente inutili, campi da padel, sistemato piazze, ognuno di noi gira per la strada, vede cartelli fondi PNRR, andate davanti alle nostre strutture per anziani, guardate se c'è un cartello che ci sia l'investimento anche di 1.000 euro su una delle nostre strutture. Quindi, il ruolo della regione allora, Presidente? Allora, il ruolo della regione qual è? È chiaro che la voce di un governatore o di più governatori su questi temi è una voce autorevole. Io posso parlare agli asini, non ho ruolo, io ho fatto 100.000 appelli, ma chi sono io o i miei colleghi per dire questo? Mi sarebbe piaciuto vedere i governatori che su tanti temi sono uniti alzare il tiro, mi sarebbe piaciuto vedere anche l'ANCI nazionale, i comuni, i sindaci, tutti assieme, perché poi alla fine, guardate, che nessuno di noi torna giovane, ma tutti arriveremo a quel punto, avremo tutti un bisogno di un familiare, ma proiettandoci saremo noi quelli di domani. Lavorare con gli anziani, guardate, è estremamente facile, perché basta pensare cosa vorremmo noi da anziani. Lei dividerebbe la sua stanza da anziana, magari avendo la necessità di andare in una RSA, con un'estranea per 1 o 2 anni? La dividerebbe? La condividerebbe? Andrebbe in bagno dove ci sono 2 spazzolini e non sa se la sua compagna di stanza ha usato il suo o l'altro? Lei andrebbe? No. Eppure il 75%, l'80% dei posti letto delle strutture per anziani sono stanze a più letti. Allora sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia, poi vediamo se c'è il collegamento con Carlo Garofolini. Rinaldo? Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno. Finalmente un presidente a Volpe è una persona che ha detto la verità nuda e cruda. Bravo, era il coraggio di dire la verità dei casi per gli anziani. E anche qua è una priorità, perché diventiamo vecchi, ma come che io dico diventiamo tutti vecchi? E che ne facciamo una colpa perché diventiamo vecchi? Facciamo ne coppe prima a 70 anni e dico io, ma c'è che questa fortuna che potremo arrivare a una certa età? Ben venga, e ne prepara i posti per quando che avremo bisogno, come che è sempre stato, a parte che il caso di riposo e girare tanto perché portavo la mangiare, sapevo cosa che leggera, cosa che non leggera,
perché era a casa di Dio che lì a San Marco gli pagava all'epoca, che parlo di 50 anni fa, 3 milioni al mese, e dopo che era i spalti, che le altre case poveretti che mi avevano anche spasso in, addirittura mia nonna che era su una casa di riposo non la trovava più, era dentiera perché gli era sconta, gli si era sbagliato. È vero che io che dice volte. Dunque, ascoltiamo questi personaggi, se questa è gente che abbiamo da dargli i voti e la possibilità di risolvere i problemi che ha, perché lui e risolve i problemi della povera gente che ha bisogno. E ora, quando dobbiamo votare, ricordiamoci di queste persone che sono qua, che adesso tocca domandargli a tutti, dargli una certa possibilità sono direttore di questa casa di riposo, vado in cerca di risolvere i problemi che ho nella mia casa di riposo. E ora chi è stato dammi possibilità economiche e stanno andando avanti bene. Non è colpa degli operatori, è colpa di Segni, perché fa una lotta continua, facendo i riva e mi stroppa, come diremo qua. E ora, questi sono i personaggi da votare e da dargli, no, a parte da votare, ma da dargli la possibilità di risolvere i problemi che ha. Bravo Volpe, va avanti per questa strada che ti viene giusto e senz'altro ti arriverà a una bella conclusione. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie Rinaldo. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato prima con Volpe e ha tirato in ballo il sindacato, andiamo a vedere CGIL SP invecchiamento. Cala la popolazione, ma cresce il numero degli ultraottantenni. In Veneto sono quasi 383.000, con un aumento del 25% rispetto a 10 anni fa. E Venezia è la seconda provincia più vecchia dopo Belluno. Qui il numero di over 80 è passato da 56.000 a oltre 70.000. Nel Vicentino si registra l'aumento maggiore di ultraottantenni. A Cibiana di Cadore, in provincia di Belluno, il 15% dei residenti ha più di 80 anni, percentuale che scende al 4% a Gambugliano, provincia di Vicenza. Quanto ai numeri, in Veneto gli ultraottantenni sono 382.000, il 61% donne, per lo più vedove, il che significa 76.000 ottogenari in più rispetto a 10 anni fa. Il fatto che la vita media si allunghi è un elemento di grandissima positività per il nostro paese e non solamente per il paese. Naturalmente ciò determina un cambiamento della società. Bisognerebbe che la politica avesse attenzione al fatto che la popolazione sta cambiando. Ecco quindi che anche le esigenze, le aspettative e le strategie per adeguarsi a questi cambiamenti mutano. Fra le principali criticità, la non autosufficienza, l'assistenza domiciliare, il rischio isolamento. Insomma, la popolazione complessiva cala, ma gli anziani aumentano. L'occhio della politica deve guardare con attenzione al sistema demografico, perché da un lato c'è una popolazione che invecchia e dall'altro c'è una popolazione di giovani che diminuisce. Quindi servono anche politiche prevalentemente sul lavoro per dare garanzie e prospettive ai giovani. Purtroppo sono tantissimi i giovani che finito il percorso di studio anche con la laurea se ne vanno all'estero. Va quindi migliorata la sanità territoriale e permettere agli ultraottantenni di invecchiare bene, spingere sull'invecchiamento attivo e aiutare gli anziani a sfruttare la tecnologia. Allora so che c'è Maurizio in linea. Maurizio, rimani in linea per cortesia, ma prima devo sentire Garoffolini perché c'è un collegamento un po' bizzarro. Allora Garoffolini, Presidente, cosa dice a questo Presidente di questa Unione Regionale Istituti per Anziani che è molto preoccupato, le risposte anche regionali che non arrivano, ed è là il nocciolo grande che qualcuno veramente non sa e dobbiamo parlarne di questo. Cosa ne pensa di quello che ha sentito, se ha sentito, Presidente? Sì, intanto Mirella ti saluto te, anche il tuo ospite e scusatemi se un po' il collegamento oggi fa i capricci. L'ultima volta che sono stato in trasmissione con te c'era un consigliere della regione, che non mi ricordo più il nome, dei Fratelli d'Italia, che faceva parte della Commissione Sanità.
alla quale a una mia precisa domanda, cui ho fatto presente come l'Adico, in virtù di una sentenza della Cassazione, sta cercando di dare una mano alle persone che hanno dei cari ricoverati nelle RSA, di cui è stato riconosciuto che il sistema deve farsene carico perché non sono in regime di alberghiero ma sono in regime da paziente, mi ha detto sì, abbiamo recepito la sentenza, abbiamo letto le vostre diffide, sappiamo che dobbiamo farcene carico, sono passati 3 mesi, questi non ci rispondono più e ai nostri solleciti continuano a non rispondere. Questa è un po' la Regione Veneto in questo momento e ho la sensazione che oltre alla pista da bob di Cortina in questo momento non sono altro interessati se non a discutere del terzo mandato, della solita fesseria del federalismo fiscale che qualcuno ha voglia di tirar fuori puntualmente a ogni vigilia di elezione. Detto ciò, l'iniziativa della Restera con gli anziani impegnati, aiutati dai servizi sociali, dai volontari, sicuramente dovrebbe essere un'iniziativa pilota, perché ricordiamoci che l'anziano è una persona che ha dato una vita di sacrifici, ha pagato i suoi contributi ed è giusto che questa persona venga aiutata, valorizzata e si faccia sentire ancora una parte attiva nella nostra società. Ricordiamoci però che l'anziano è anche la persona maggiormente esposta a quelle che sono per esempio le truffe, perché oggi sì, parliamo di truffe di ogni genere, di ogni tipo, ma dobbiamo anche renderci conto che nella stragrande maggioranza dei casi queste vengono perpetuate proprio ai danni degli anziani, perché queste povere persone nella maggior parte dei casi sono lasciate a casa, dimenticate dai loro cari e col pretesto che aspettano chiunque che gli suoni un campanello per poter anche scambiare 2 parole, poi cadono vittima di questi truffatori. È un fenomeno che l'Adico ha sempre più frequentemente, è proprio quello delle truffe che vengono subite da parte di sedicenti truffatori ai danni degli anziani. E mentre da una parte parliamo di anziani, di truffe, ma parliamo anche di fenomeni sociali legati a questo, in particolar modo la sanità, di cui comunque oggi non è che ne possiamo vantare tanto un fiore all'occhiello, dove la maggior parte degli istituti e degli sportelli vengono chiusi e delocalizzati, e anche i reparti degli ospedali, dobbiamo anche cominciare a capire che il Veneto, per esempio, è da una parte la regione dove ha il maggior numero dei giovani che l'abbandonano per andarsene a lavorare all'estero. B è anche una regione dove alla fine il reddito pro capite netto per ciascun persona siamo all'incirca intorno alle 1.000 euro nette. Per cui sulla base di questi dati è chiaro che possiamo dire che c'è una politica completamente assente, non curante di quelle che sono le reali esigenze del territorio e della sua popolazione, perché sono elementi che non puoi mettere assieme. E se oggi c'è questo fenomeno di migrazione dei giovani e di mancate di assistenze, di corsi degli anziani, eccetera, questo chiaro deve far riflettere i nostri amministratori e smettere di fare passerelle inutili che per lo più sono specchietti alle lodole ma ridicole nel concreto della nostra vita quotidiana. Grazie Garofalini, allora diamo la parola a Maurizio da Conselve, vai Maurizio. Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno al signor Garofalini e buongiorno al signor Volpe. Allora, per il signor Volpe e per il signor Garofalini avrei due domande da fare molto ma molto importanti a riguardo di questi anziani. Allora, non so se sapete gli ultimi avvenimenti, ci sono stati altri 2 RSA, praticamente case di cura, che sono state prese di mira praticamente dagli assistenti che praticano violenza agli anziani. Allora, e ne fanno di tutto e di più. Allora, a prescindere da questo, perché a questi assistenti non viene fatto dei test psicologici? Perché veramente sicuramente che adesso qua in ascolto, Mirella, avrai sicuramente dei telespettatori che qualche anziano, qualche parente avrà subito qualche violenza. Però parliamone anche di questo, perché non si può mettere sotto torchio e naturalmente
pene abbastanza severe per questi assistenti che ne fanno di tutti i colori con gli anziani, violentano, li picchiano, cioè li sedizziano, perché ultimamente c'è stato anche un altro RSA, non mi ricordo dove, che naturalmente ne hanno fatte di cotte e di crude. Perché non si va giù pesante con questa gente e soprattutto fare dei test psicoattitudinali? Ecco, datemi una risposta, signor Volpe o signor Garoffolini. Grazie, buona giornata Mirella, buon fine settimana. Ciao Maurizio, allora Presidente Volpe. Beh, anzitutto devo dire che tutte le cose che leggete sulle violenze interne agli istituti sono cose che vengono denunciate dalle direzioni e dai consigli di amministrazione, che si rendono conto della situazione e avvisano le forze dell'ordine, che poi intervengono, perché bisogna documentare tutto questo. Quindi non sono, ci tengo a dire che quando c'è la percezione che qualcosa non funziona, i consigli di amministrazione e i direttori avvisano immediatamente le forze dell'ordine, perché non si può intervenire senza prove. Il problema è che di fronte alle prove, che di fronte anche a fatti gravissimi, teniamo conto che fortunatamente sulle 380 strutture, sui 28.000 collaboratori che lavorano tutti i giorni sono marginali, però poi quando poi vedi le sentenze dei giudici ti viene veramente rabbia, perché questi possono tornare impuniti da un'altra parte a fare il loro mestiere. Fermo Volpe, fermo, e qua chiedo anche a Garoffolini. Ma scusa Volpe, il giudice applica le leggi che ci sono? Saranno anche interpretazioni, ma quelle sono le leggi da applicare. Vuol dire che è una legge che è malfatta. Garoffolini. O che la interpreto in modo... Però quella è la legge. Prego Garoffolini. Beh, intanto oggi ricordiamoci che al Tribunale di Venezia, se devi fare un ricorso al giudice di pace, sei all'incirca nel 2029. Tanto per rispondere a questi aspetti riguarda la procura. Poi Treviso sicuramente lavora molto meglio, ma qua andiamo su un argomento molto complicato, perché purtroppo esiste sempre un aspetto discrezionale che possono cambiare notevolmente gli esiti di un ricorso, e questa cosa anche noi l'abbiamo sempre un po' accusata che non dovrebbe esistere, perché dal momento che esiste l'aspetto discrezionale è chiaro che anche in base al giudice che ti può capitare di trovare davanti ti può ribaltare completamente le sorti. Ma poi ricordiamoci che le sorti di una sentenza vengono anche determinati dai costi che una persona ha, perché se una persona ha i soldi, ha l'avvocato, ha il perito, ha il medico legale di un certo tipo. Ma noi come Adico, per esempio, mi ricordo che abbiamo trattato poco tempo fa il caso di una morte sospetta, ma se uno non ha decine di migliaia di euro solo tra periti e visite, autopsie e qualsiasi cosa, neanche non inizia un processo. Quindi qua ci sono diversi elementi da valutare, innanzitutto anche il costo e l'accessibilità alla giustizia e poi i tempi. Detto ciò, questi elementi possono combinare o stravolgere completamente anche le sentenze. Presidente Volpe. Allora, non vorrei che ne uscisse poi un'immagine. Qui stiamo parlando di qualche disgraziato rispetto a 27-28.000 ragazzi e ragazze bravissime che dedicano anche, sacrificano la vita familiare per operare in modo straordinario, perché poi pensiamo che forse la gente non se ne rende conto, ma oggi la media di un ricovero ospedaliero, di un ospite in una struttura per anziani in ospedale, non supera i 2 giorni all'anno. Quindi con la tipologia di ospiti che abbiamo siamo diventati ormai dei reparti di lungodegenza e di geriatria, quindi immaginate quando sia il carico di lavoro nei nostri ragazzi. Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno, c'è un detto, però non possiamo concentrarci su 2-3 eventi avversi. Io mi sono solo lamentato rispetto al fatto che su questi avrei usato, se fossi stato il magistrato a isoleggi, il pugno pesante, esatto. Perché attenuanti, non attenuanti, perché poi queste persone dimostrano di avere problemi a casa, psicologicamente fragili, ha un passato, morta la nonna, tutte queste cose qui. No, chi fa violenza su un anziano, come su un disabile, come su un bambino a scuola, deve essere
punito con il massimo delle pene, e le attenuanti non ci sono, non ci possono essere. Quindi noi siamo i primi, ripeto, e questo vuole essere un atto di garanzia nei confronti delle famiglie. Quando c'è la minima percezione che ci viene segnalata da altri colleghi o da chi ha l'attività di coordinamento, vigilanza, che c'è qualche caso sospetto, si interviene immediatamente. Rispetto, i casi fino ad oggi sono tutti figli delle denunce fatte dalla governance delle strutture, quindi è per rassicurare i familiari. Poi su una famiglia di 28.000 persone l'asino lo troveremo sempre, per cui, però vorrei rassicurare i familiari che questa situazione... No, ma non dobbiamo trovare l'asino, Volpe, non ci sto a questo, non ci deve essere l'asino. Allora, le telecamere, qualcuno è favorevole, qualcun altro non è favorevole. Sono a circuito chiuso, perciò non vedo questo problema delle telecamere, perché sono viste all'interno, perciò io dico, come negli incidenti stradali, a me basta trovarne uno, non è che devo trovare mille asini, come dice lei. Io devo trovarli tutti, non uno. E allora io, prima di dare lavoro a queste persone, e qua do ragione anche a Maurizio, devo capire bene chi opera e avere la telecamera che mi inquadra qualsiasi movimento, perché sono fragili, perché non possono difendersi, perché sono in balia di chissà che. No, neppure uno ci deve essere in una struttura che deve essere controllata e sicura. Volpe, neppure uno ci deve essere, perché non è stato un caso sporadico. Andiamo a vedere quanti casi ci sono stati. Saranno pochi, giustamente, rispetto a tutti quelli bravi, però ci sono e vanno completamente eliminati usando il pugno di ferro, la certezza della pena. Non che ce ne sia altre cose. Leone a Trebasene, che poi ritorniamo. Vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto io. Allora mi pare di aver sentito che se sei ricco hai un processo, se sei povero ne hai un altro, e già questo non dovrebbe succedere. Ma volevo uscire dal seminato questa mattina. Allora, io ho i campi che sono secchi, che non piove, che la soia non cresce. Dove è andato a piovere ieri sera? In laguna, sulla festa di Jeff Bezos, al welcome party degli invitati di Jeff Bezos. Hai capito com'è la giustizia? Neanche dall'alto non c'è la giustizia, Mirella. Comunque io non sono amico di Jeff Bezos. Questa storia di questa gente che reclama Bezos, mi è venuto in mente quel Vangelo: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Allora, quanta gente di questi che vanno a protestare hanno comprato qualcosa da Amazon? Quella Amazon che porta un pacco a te, un pacco a me, un pacco a quell'altro, che fa un inquinamento infernale, che paga poco chi li porta in giro in condizioni impossibili perché viaggiano con la bottiglietta, eccetera, eccetera. Ma Jeff Bezos è diventato così ricco sotto gli occhi di tutti, ha fatto tutto quello che ha fatto sotto gli occhi di tutti. E dove erano tutti quanti? Dove eravamo tutti quanti? Ciao Mirella, grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Leone, come hai detto piove sul bagnato, come sempre. Andiamo a vedere invece a Carmignano, Valgo invecchiamento, e poi commentiamo. Valgo, anziani, protagonisti, questo il nome dell'iniziativa che ha visto il comune di Carmignano di Brenta capofila insieme ai comuni di Fontaniva, Gazzo, Grantorto e San Pietro in Gu, un'iniziativa che prevedeva la possibilità di svolgere attività rivolte agli over 65 anni per migliorarne il benessere fisico e mentale. Il progetto ha ricevuto il contributo della Regione pari a 50.000 euro, oltre al cofinanziamento di 18.000 euro messi a disposizione dalle amministrazioni comunali. Questa progettualità è nata grazie alla forte sinergia tra il comune di Carmignano di Brenta e quello di Gazzo, Grantorto, Fontaniva e San Pietro in Gu, un progetto finanziato dalla Regione Veneto per 50.000 euro, cofinanziato dai comuni per 18.000 e che ha raggiunto e coinvolto oltre 900 over 65 in attività volte a promuovere la socialità e il benessere psicofisico. Allora, Presidente Volpe, come commentiamo questi diversamente giovani, come li chiama Mirella, e molti stanno copiando fortunatamente, perché sono ancora persone vive che avrebbero piacere di dare anche qualche contributo. Guardate nel mondo del volontariato ad esempio chi sono? Sono oltre 70enni, 80enni che abbiamo e che dobbiamo sempre ringraziare. Però, come dice sempre Mirella, la politica non ascolta, anzi dovremmo mandare queste persone a fare degli stage per
per dare la borsa della spesa, per la sicurezza, perché noi dobbiamo tenere in piedi una burocrazia che non ha uguali, è una cosa pazzesca. E dove si ripercuote dopo? Sui costi. Prego, Presidente Volpe. Ma non mi parli di burocrazia, perché credo che in questo momento proprio noi stiamo vivendo un periodo in cui il nostro personale ancora un po' lo dobbiamo dedicare a... Vi faccio un esempio: l'anziano che chiama e dice mi accompagni in bagno per piacere, l'operatore che dice un attimo perché devo compilare i flussi che poi devono andare in US, che poi devono andare in regione, che poi devono andare al Ministero. Aspetti un attimo che devo compilare il modulo sulla sicurezza del lavoro, aspetti un attimo che devo compilare. Quindi noi sotto questo profilo stiamo delirando, ma perché abbiamo consegnato alla burocrazia il governo del sistema. Oggi la politica è troppo lontana dalla realtà, cioè c'è una politica lontana dalla realtà. Tra la politica e la realtà, che è lontana, in mezzo sguazza la burocrazia. Se io vedessi qui a dirvi tutti gli adempimenti e i costi legati a questi adempimenti che sostiene una struttura e quindi a carico anche delle rette degli ospiti, voi prendereste paura. Non vi parlo di tutto il tema della sicurezza, dei corsi che dobbiamo fare, di tutte queste cose. Quindi è vero, la burocrazia è un nemico e io infatti sono altrettanto arrabbiato con la politica che dice di combattere la burocrazia, ma poi è la politica che delega alla burocrazia il fatto di continuare a scrivere cose inutili e assurdi, perché la politica è lontana dalla società. Una volta tu arrivavi a un livello di politica avendo fatto un passaggio istituzionale, facevi il consigliere regionale, se avevi fatto il consigliere comunale, l'assessore, la vita facevi politica magari avendo fatto un mestiere. Oggi la politica è diventata un mestiere, perché oggi molti vivono di politica, ma il distacco dalla società civile è evidente perché poi tutto questo malessere è figlio di chi è al fronte con i generali che sono lontani e non ascoltano la voce dei soldati al fronte. Tanto è vero che i sindaci hanno delegato, facciamo la parentesi per far capire a casa, se il dirigente di turno non firma, loro sono con le spalle al muro. Perché è successo questo? Perché molti non erano preparati a firmare determinati documenti. Però ricordiamoci che a politica forte burocrazia debole, a politica debole burocrazia forte. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, saluto a tutti. Avevi ragione prima tu quando hai detto che nel caso di maltrattamenti agli anziani, di truffe eccetera, il legislatore applica le leggi. Come al solito le nostre leggi non sono severe contro questi infami che maltrattano gli anziani, addirittura li truffano eccetera. Avevi ragione tu, perché anche se ce n'è uno su 1.000.000, appropriarsi della vita, del dolore eccetera di persone anziane è una cosa infame che andrebbe punita severamente, invece non lo è. Perché il legislatore applica le leggi che ci sono, che non puniscono questi infami. Mi viene in mente il caso di Vanna Marchi, non so se voi vi ricordate, no? Per l'infame che aveva truffato tutti quegli anziani, eccetera. Anche quella lì penso che se la sia cavata con poco o con niente. Perché? Perché le leggi severe non ci sono, e da quell'esempio lì avrebbe dovuto sorgere veramente una presa di posizione da parte del legislatore a punire veramente questi infami che si appropriano anche della vita delle persone anziane. Grazie. Allora, so che vuole aggiungere qualcosa, grazie Livio Presidente. Do ragione, ma ad esempio nell'ultimo decreto sicurezza sul tema della truffa degli anziani io ho apprezzato che si siano inasprite le pene, comunque è un segnale, ma è figlio di un'emergenza, perché ci si è accorti che c'è il problema e quindi si rincorre. Qui sapevamo da 20 anni che stavamo invecchiando come paese, che ci sarebbe stata crisi nel mondo del lavoro, lo sapevamo perché guardate, 1.350.000 bambini nati nel 1962, 360.000 quest'anno. Questa glaciazione demografica è continuata in questi anni. Noi sapevamo che nascendo meno bambini
le professioni tutte sarebbero andate in crisi, perché se io ho il 10% di operatori sociosanitari su una corte di 1,3 milioni, se rimane il 10% su una corte di 360.000, sulla prima ne avevo 130.000, ma su 360.000 ne ho 3.600. Quindi sapevamo questo, continuiamo a tenere che questa parola immigrazione è una cosa che non si può pronunciare in questo paese. Quando l'immigrazione è guidata, ovvero quella fatta bene, noi oggi stiamo reggendo nelle nostre gestioni perché abbiamo portato in questi ultimi, dopo il Covid, abbiamo portato almeno 1.200 infermieri in Veneto che in modo regolare, che venivano da altri paesi. Sono arrivati, ci stanno dando un grosso sostegno, si sono integrati. Li avete formati? Beh, sono arrivati formati e li abbiamo formati prima che entrino in servizio. Io a Valdagno ho un'esperienza oggi, abbiamo 3 infermieri e operatori brasiliani e albanesi, circa una quarantina di ragazzi, sono arrivati, hanno fatto il loro ciclo di addestramento, oggi sono infermieri e operatori bravissimi, sono arrivati i loro familiari, si sono integrati nel territorio, hanno comprato casa, hanno popolato la città di Valdagno, hanno fatto 5 figli, quindi questo è un percorso di immigrazione guidato. Ho 40 persone che hanno uno stipendio, che pagano i contributi, che quindi contribuiscono a pagare le pensioni di oggi. Però qui, se parli solo usare la parola immigrazione, scatta immediatamente la politica che si ribella a questo tema, perché noi quando diciamo immigrazione ci immaginiamo sempre i barconi che arrivano dall'Africa. Allora diamo la parola a Claudio da Marano, poi andiamo da Garofalini, sentiamo cosa dice anche Garofalini. Prego Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Io penso che questo governo, se invece di comprare degli inutili attrezzi da guerra, perché li spazzano via con le bombe che ci sono, li spazzano via in un attimo, comprasse dei robot praticamente. La robotica degli anziani potenzialmente può fornire una risposta al bisogno di assistenza, prevalentemente in 3 ambiti: fisiologia, movimenti, nutrizione e igiene, nelle attività sociali, nella comunicazione, compagnia e gestione dell'emotività, per la salute mentale nel caso di problemi cognitivi o di demenza. Cioè, io ho visto i lavori che fanno la Boston Dynamics, è una cosa incredibile, cioè fanno tutto questi robot. Invece di comprare tank che non servono a nulla, che con Javelin lo fai scoppiare in un attimo, comprate questi robot e date alle case e faranno i lavori, quelli magari più sgradevoli. Buona giornata signori. Abbiamo sentito anche Claudio da Marano, andiamo a vedere invece questo servizio della CGA, prezzo carburante, guerra Israele-Iran, e poi sentiamo cosa dice Garofalini. A poco più di una settimana dallo scoppio della guerra tra Israele ed Iran, in Italia non abbiamo ancora registrato alcun significativo aumento del prezzo alla pompa dei carburanti. Anzi, le prime indicazioni segnalano un leggero ribasso delle quotazioni di gran parte dei prodotti petroliferi. Lo rivela la CGA di Mestre. È ancora presto per fare un primo bilancio, tuttavia la situazione è molto diversa da quella verificatasi nel febbraio del 2022, quando la Russia invase l'Ucraina. Di fronte alla tragedia della guerra è doveroso ammettere che discutere degli effetti economici su una regione come il Friuli Venezia Giulia, che è situato a 3.500 km dal conflitto, può apparire cinico e irrispettoso. Tuttavia, a differenza di quanto è successo all'inizio dell'invasione russa in Ucraina, dall'avvio delle ostilità tra Israele ed Iran non si è ancora verificato alcun aumento ingiustificato dei prezzi dei carburanti. Questo è positivo, sebbene rimanga alta la preoccupazione per i previsti incrementi di prezzo delle bollette di luce e gas, che rischiano di infliggere alle imprese friulane e giuliane un onere finanziario pesantissimo. Se, come abbiamo visto, almeno per il momento non sono previste tensioni sul fronte dei prezzi dei carburanti, la stessa cosa non possiamo ipotizzarla per l'energia elettrica e il gas. In FVG l'aumento stimato della CGA dovrebbe essere di poco superiore ai 500 milioni di euro. Allora, Garofalini, cosa sta succedendo? Soprattutto io ho sentito un messaggio
proprio che diceva subito appena scoppiata queste bombe, andate subito a far benzina, andate subito a fare rifornimento perché domani già vedrete delle cose. Ma ne sembra una cosa normale? Cioè, ma proprio già viviamo nel terrore e nella paura per tutto. Ci manca solo che arrivino anche questo messaggio e poi abbiamo sentito invece che al momento tutto tace. Com'è la situazione, Garofolini, e come la vede lei dal suo importante osservatorio? Allora, Mirella, potevo prima rispondere a una questione che mi premeva e poi ti rispondo a questa? Prego, Garofolini. Ecco, allora, prima abbiamo parlato di maltrattamento degli anziani, no? Allora io concludo l'argomento dicendo: non è maltrattamento agli anziani e alle famiglie far pagare una retta di oltre 3.000 euro una persona di cui magari ha una pensione di reversibilità di 700-800 euro e con un'accompagnatoria di poco più di 400 euro. Oggi una società di cui ormai non esistono praticamente più i figli o le famiglie numerose riducono sul lastrico le famiglie e fanno spendere quei pochi risparmi o vendere le case per mantenerli. Ecco, questa era un po' la conclusione per far riflettere sulla questione anche delle RSA e dei costi. Venendo al servizio, chiaro che in questa vicenda di speculazioni, perché è solo una speculazione quello che sta realmente accadendo, per l'ennesima volta noi come Adico continuiamo sempre a denunciare come mancano le leggi che vanno a colpire chi specula. Perché oggi, per esempio, ci sono le tensioni di una guerra, sì, via aumentano i prezzi, le tensioni vengono ritirate, si calmano le acque, i conflitti eccetera, ma i prezzi rimangono su e non si adeguano con lo stesso andamento con cui il prezzo è salito prima dei bombardamenti. Poi, per esempio, ci rendiamo conto che quando aumentano i prezzi dei carburanti, aumentano i costi dei trasporti, aumentano i costi delle produzioni e tutta la filiera ne risente fino ad arrivare allo scaffale e alla spesa delle famiglie? Perché poi, se alla fine il reddito netto di ogni veneto di circa 1.000 euro netto, è inutile che stiamo qui a fare i ragionamenti e vediamo che dobbiamo compensare con gli extracomunitari quello che è un fenomeno per il quale i nostri giovani se ne vanno via dal Veneto. Ma perché? Perché non ci sono paghe dignitose, i giovani che se ne vanno via, le famiglie che non fanno figli, le coppie che non si sposano, è determinato dal fatto che non ci sono paghe dignitose qua in Italia. Un laureato non puoi dargli 1.200 euro, lasciarlo sempre a contratto determinato, andare avanti a rinnovi e dargli paghe da fame dopo che ha studiato 10 anni, si mette a lavorare, si affaccia nel mondo del lavoro a 26 anni e pretendiamo anche che abbia l'esperienza. Perché la situazione oggi che stiamo vivendo veramente ci fa credere o pensare che siamo quasi ridotti alla frutta, dove oggi comunque sentirsi anziano, sentirsi in pensione ci si sente quasi in colpa, e sentirsi giovane, se non hai una famiglia, qualcuno alle spalle, non hai la possibilità di farti una famiglia. A 26-27 anni, quando finisco un percorso scolastico, come faccio a comprarmi una casa quando un appartamento mi costa 350.000 euro e mi dai 1.200 euro e contratti che scadono ogni 6 mesi, ogni anno? Chiaro che me ne vado. Ma perché me ne vado? Perché all'estero invece di 1.200 euro me ne danno 3.000 e magari ho una stabilità. E qua in Italia dobbiamo accontentarci di raccattare quello che troviamo, perché tanto poi siamo abili a trattarli come vogliamo, anche in barba alle più elementari regole o leggi, perché questi quando vanno a lavorare nel mercato del lavoro non sanno inquadramenti, minimi salariali, contratti, scatti, leggi su una busta paga. E noi abbiamo una classe imprenditoriale che la dice un po' lunga. Ricordiamoci Zaia quando alle Grafiche Veneto lo dava tanto il nostro amico imprenditore come modello di imprenditoria del nord-est da esportare nel resto dell'Italia, e aveva i pakistani che lavoravano in euro a 3 euro all'ora. Allora cominciamo a farci qualche esamino di coscienza, cominciamo a chiederci perché oggi
stanno sorgendo le cliniche private per animali, perché oggi i giovani o le famiglie hanno sostituito gli affetti ai nipoti e ai figli adottando cani, gatti, qualsiasi cosa, e ci dimentichiamo degli anziani che sono privi di cura, non hanno costi e risorse per poter essere sostenuti dalle famiglie, dove c'è una società che non fa più figli, e domani chi pagheranno loro le cure? Oggi la nostra società è stata sempre sostenuta da un terzo settore e da un anziano che ha messo a disposizione la sua professionalità e il suo tempo libero per garantire quei servizi che lo Stato non è più in grado e non gliene frega niente garantire, perché chiudono gli ospedali, aumentano le cliniche private per gli animali o per l'essere umano, e i costi? Grazie Come mai? Devo andare assolutamente in pubblicità. Allora, visto che abbiamo anche una tabella con dei numeri proprio di San Biagio, e visto che dopo avrò il sindaco, cosa succede a San Biagio, ad esempio, Volpe? Ma rapportato ai numeri d'Italia e del Veneto, un comune come San Biagio, che ha circa 12.000 abitanti, oggi ha 890 ultraottantenni, nel 2050 ne avrà 1.584. Paese destinato a diminuire in termini di abitanti, perché sono dati statistici, però perderà 2.000 abitanti entro il 2050, vuol dire che la sua popolazione ultraottantenni oggi è circa il 7% della popolazione, ma nel 2050 sarà il 15%, quindi nel 2050 ognuno di noi che uscirà per le strade, ogni 100 persone che vede incontrerà 15 persone che hanno più di 80 anni. Ma basta che ognuno di noi ogni giorno si giri e vede nelle nostre città quanti più anziani vedete con i girelli, con i bastoni, con le piccole moto. Questi 4-5 anni fa non c'erano. Secondo fenomeno che nessuno considera, il periodo Covid ha dato una terribile accelerazione alla condizione di non autosufficienza degli anziani. Perché? Perché tutti quegli anziani che erano attivi, Mirella, e che uscivano ogni giorno a fare la spesa, andare a trovare l'amico, e si trovava in piazza, sono rimasti 2 anni chiusi nelle case. E noi lo stiamo vedendo. Perché c'è stata il boom e l'esplosione della richiesta in struttura? Perché quegli anziani che invece, se avessero vissuto normalmente, non fossero stati prigionieri, per carità, è stata una salvaguardia di quei 2 anni di Covid. Anche questa è una cosa che non si considera, ma che noi che siamo al fronte, come dicevo prima, vediamo, perché ci sono anziani che la loro condizione si è peggiorata attraverso questi 2 anni di isolamento. Allora, Garofolini, cosa ne pensa? Ormai siamo in chiusura, ma volevo fare la domanda prima che andasse via. Delle case di comunità, io ho avuto veramente dei medici, specialmente di medicina generale, molti hanno detto è un fallimento totale, non partiranno mai, dobbiamo rivedere il tutto, e io ho detto prima a Volpe forse dobbiamo cambiare destinazione d'uso e farli diventare, ecco, delle residenze per questi diversamente giovani, perché io non so cosa servono se queste colate di cemento dove sono stati deviati i fondi del PNRR, quando non abbiamo medici, non abbiamo neppure operatori sociosanitari. Gli stessi medici di medicina generale, molti non vogliono andarci, dico, a fare cosa, dove, perché. Prego, Garofolini. Io voglio insistere sul fatto che l'anziano è una risorsa, ha una professionalità, è bello sentirlo parlare quando racconta della sua vita, di cosa facevano quando erano giovani. Io le inserirei come lezioni di ore civiche nelle scuole e la compagnia degli anziani, perché è fondamentale che l'anziano si senta parte integrante della società. Quello che voglio ribadire è che non deve essere un costo solamente che deve sostenere la famiglia e i figli o il coniuge quando ce l'ha o resta a carico suo, perché comunque l'anziano è una persona che ha lavorato una vita, merita rispetto e merita dignità, e io vorrei sottolineare su questo: non merita essere incarcerato in qualche colata di cemento, in qualche... Se la blocca colata di cemento, la blocca tutto.
Niente, allora andiamo avanti. Allora Volpe, però bisognerà pur trovare una soluzione, perché queste strutture sono state fatte. Secondo lei che destinazione avranno? Ma diciamo che l'idea, la casa di comunità, io non la considero un aspetto negativo, perché noi in Veneto avevamo l'esperienza dei distretti, quindi la casa di comunità è un po' l'evoluzione del nostro distretto. A me solo dispiace che questa, che secondo me era un'opportunità, non si fosse pensato di avvicinarla alle nostre strutture. Io speravo che qualche casa della comunità, o che addirittura tutte le case della comunità, fossero agganciate a una struttura per anziani. Perché? Perché avremmo avuto... Spieghiamo in che senso allora. Perché fisicamente avremmo avuto una struttura che comunque deve guardare una popolazione che invecchia sul territorio, strettamente legata a una struttura che gestisce anziani in condizioni di non autosufficienza. Io credo che sarebbero uscite anche delle economie di scala, avremmo avuto dei medici presenti per il territorio e dei medici presenti per la struttura contestualmente. Secondo me, visto la presenza di 340 strutture nella nostra regione, probabilmente avremmo potuto essere un po' di più di un punto sanitario di primo soccorso, sbagliato questo termine, ma un punto sanitario, un punto di accesso al sistema sanitario nel territorio, agganciato a una struttura delle nostre, piuttosto che vedere una struttura costruita slegata da tutto il sistema, legarla a un sistema come il nostro la vedevo una opportunità. Non ci è stato dato possibilità di esprimere questo concetto, si è andati, chi ha deciso è andato per la sua strada, pace e bene, spero che funzionino, anche perché io dovrò esserne un fruitore come lei, quindi spero che vadano. Il fatto di aggregare medici per fare delle prestazioni eccetera, lo trovo oggi con la crisi che c'è di personale sanitario, deve diventare, è una necessità. Ma per cui credo... Ma hanno fatto nei loro ambulatori i medici di medicina generale, quasi sì, tutti. No, però mancano l'aspetto delle specializzazioni, mancano alcuni aspetti che magari nella casa della comunità dobbiamo vedere, prima di criticarli io vorrei vederli all'opera. Dall'altra parte, ripeto, mi dispiace perché se immaginatevi aggregate una struttura per anziani, cosa sarebbe stato? Secondo me sarebbe stata un'opportunità in più, però è andata così, io sono abituato a lavorare con le risorse che ho. Oggi, ripeto, anche rispetto a tanti ragionamenti che sento, è vero che i giovani vanno via, guardate che i giovani vanno via molto meno di quando andavano via 20 a 30 anni fa, il problema è che ce ne sono meno di 20 a 30 anni fa, quindi quando vanno via uno te ne accorgi. Ricordate le badanti? Quando ai tempi arrivavano le badanti dall'est, vi ricordate quante critiche per questi rumeni, gli albanesi che arrivavano, bisognava rimandarli via tutti? Hanno salvato le nostre famiglie, quindi bisogna ripensare, e chiudo, che questo è un paese che ha bisogno per l'ambito socio-sanitario di immigrazione guidata, persone vicino a noi. Io ho fatto una scelta di andare in paesi anche culturalmente vicini. Il sud del Brasile è un territorio dove molti dei nostri nonni, bisnonni sono andati. Questi ragazzi hanno un'attenzione particolare al paese, i ragazzi albanesi, alcuni dall'est. Sicuramente è molto più difficile pensare che vengano dall'Africa, perché sono culture diverse. Sicuramente noi dobbiamo lavorare in paesi che sono a noi vicini. Le mie istituzioni sono la prova vivente che si può fare, però bisogna farlo, bisogna avere la volontà politica di farlo e smetterla. Noi abbiamo avuto un grande maestro, si chiamava Alcide De Gasperi. Alcide De Gasperi diceva: i politici pensano alle prossime elezioni, gli statisti alle future generazioni. Ecco, io credo che in questi anni siano mancati in questo paese gli statisti, o meglio, io statisti non ne ho visti. Oddio, non è che crescano ogni anno, che cresca un statista è anche molto difficile, come non cresce anche qualcuno nella politica che dovrebbe premiare la meritocrazia, invece l'amico dell'amico, o perché di lui mi fido. Allora, Garofolini, parlavamo delle case di comunità dove io dicevo a Volpe che ho avuto diversi medici di medicina generale che hanno detto è un fallimento totale, già fallito in altri posti dove hanno tentato di fare questo, noi abbiamo copiato una cosa sbagliata. Lei come vede la situazione? Ma io vorrei immaginare che un indomani le RSA non siano delle strutture dove parcheggiare le persone, ma siano delle strutture dove poter aiutarle. E per me
ripeto, è giusto che queste siano innanzitutto accessibili, che siano a garanzia di tutti e che siano di aiuto alle famiglie. Poi se c'è un core business, se poi sia un core business per qualcuno, mi auguro che neanche non partino, ecco. Grazie, veramente grazie a Carlo Garoffolini, Presidente Adico Venezia, grazie a Roberto Volpe, Presidente Unione Regionale Istituti per Anziani, essere stati con noi. Pubblicità. Grazie. Saluto il professor Luciano Buso, ricercatore scientifico, grazie professore di essere qui con noi questa mattina, speriamo che il collegamento funzioni bene. È rimasto anche il Presidente Volpe, perché il Presidente Volpe ha dei numeri, ha delle tabelle con dei numeri importanti. Io non potevo farlo andare via senza che dessi i numeri, perché noi stiamo veramente dando i numeri, perché nessuno ci dà i numeri corretti. Allora Presidente, inizio proprio con lei, poi andiamo anche dal professor Buso. Cosa leggerà? Ecco, che numeri leggeremo in questo momento? Allora, i numeri sono oggettivi e quindi, lo dicevo prima, oggi siamo una regione che ha 4.900.000 abitanti. Nel 2050 questa regione è destinata ad avere 4 milioni di abitanti, vuol dire perdere 900.000 abitanti. Cosa vuol dire perdere 900.000 abitanti? Vuol dire probabilmente avere 500.000 case sfitte, 900.000 persone che non vanno più al supermercato, che non guardano più la televisione. Può essere questo un dato che deve far riflettere. L'altro giorno alla FIDAS si faceva un ragionamento dicendo: bene, avremo un bisogno di sangue in crescita, ma avremo un calo pazzesco di donatori. Quindi se noi leggiamo i numeri in modo oggettivo, capiamo quanto sia importante che si recuperi attraverso quello che io continuo a chiamare la migrazione guidata i numeri per il fabbisogno di persone che servono per sostenere l'economia di questo paese. Chiuderanno fabbriche perché non hanno operai, alla faccia di chi dice che oggi chi ha voglia di lavorare trova lavoro perché c'è lavoro per tutti. Però se tu ad esempio vai a Jesolo in questo periodo, tutti siamo diventati matti a trovare bagnini, non ci sono, perché non sono nati. Allora, questi sono alcuni numeri, siamo a Treviso, pensate che se facciamo questo rapporto sulla provincia di Treviso, la provincia di Treviso passerà come popolazione da 880.000 abitanti di oggi a 724.000, vuol dire che nel giro di 25 anni la provincia di Treviso perde 154.000 abitanti, più dell'intera città di Treviso. Gli anziani ultraottantenni passeranno da 66.000, passeranno a 119.000, quindi tutti questi numeri che sono sempre gli stessi, perché la popolazione ultraottantenne di oggi la moltiplicate per un indice di 1,78, questi sono i numeri, sono implacabili. Se vogliamo poi siamo ospiti del comune di San Biagio, anche nel piccolo capiterà questo, poi faremo anche un'altra riflessione. Un comune come questo, dove siamo ospiti, che ha circa 12.000 abitanti, è destinato nel 2050 a perdere 2.000 abitanti, però avere la popolazione ultraottantenne che passa dal 7% al 15%, vuol dire da 890 oggi ultraottantenni a 1.500. Se questi numeri li immaginiamo ad esempio nei comuni montani, nelle nostre valli, tutti quei comuni si spopoleranno? Avremo una desertificazione della nostra regione che non la dice Roberto Volpe, lo dicono questi numeri. Avremo quartieri di città che non dico saranno semivuoti, ma sicuramente dove vedremo solo popolazione anziana. Per cui è drammatico che la politica non si interroghi su questo o dica, come spesso avviene, va bene, sappiamo che è un problema, lo affronterà chi governa nel 2050, perché questa è la cosa più sbagliata che si può fare in politica, si ha la responsabilità nei confronti di chi viene oggi. Non a caso prima ho citato De Gasperi, ma potrei citare anche esempi molto più banali nel dire: se io oggi mangio una mela è perché qualcuno 20 anni fa ha piantato la pianta.
Noi non stiamo seminando niente pensando al raccolto sociale di cui abbiamo bisogno nei prossimi anni. Ed è qui un po' di rabbia nel dire, signori, le sappiamo tutte queste cose, i numeri sono questi, i sindaci non possono non sapere, un sindaco oggi non può non fare un'analisi demografica del suo paese e proiettarla, oggi non si può non sapere dove sono gli anziani ottantenni del mio paese. Perché un anziano ottantenne al quarto piano di un condominio senza ascensore è destinato ad arrivare alla condizione di un'autosufficienza in tempo brevissimo. Censiamo le piante secolari e non censiamo i nostri anziani ultraottantenni. Allora, professor Buso, abbiamo sentito una volta i nostri nonni, ecco, come vivevano, cosa facevano, molti arrivano a centenari perché hanno uno stile di vita che veramente fa molto discutere quelli che vorrebbero anche capire che forse c'è qualcosa che loro hanno fatto e noi non facciamo, perché non avevano niente, e non aver niente vuol dire che devi rimboccarti le maniche e capire come andare avanti, mangiare poco, tanto movimento, ecco, mangiare sano, tutte cose che adesso non esistono, ma soprattutto la storia di questi mecenate che investivano invece nel bello, nell'arte, hanno lasciato queste meraviglie e questo patrimonio più grande dell'UNESCO a questa Italia, ma abbiamo i musei che chiudono anche a Venezia alle 5 del pomeriggio. Ecco, abbiamo un patrimonio che da qualsiasi parte ci giriamo che ci dice vieni, ma chi ce lo fa vedere? Tutto chiuso e quello aperto nessuno lo spiega, questi ragazzi che sono in balia di cose, invece io sono sicura che l'arte e la bellezza li salverà. Cosa ci dice professor Buso? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti e a voi. Sì, quello che lei ha poc'anzi detto è senz'altro un qualcosa che destabilizza, che fa un po' paura. Però, diciamo, dall'altro canto, io ho una figlia ventenne, si è laureata da poco in pianoforte ed è stata ultimamente, di recente, a visitare, diciamo, Roma. Ecco, poco prima è stata ad Assisi, quindi ha fatto un paio di viaggi e diciamo che è molto confortante, al di là di quello che lei adesso diceva, il fatto che per esempio lei abbia potuto visitare dentro le Gallerie Vaticane a Roma con una certa facilità e senza tante spese, quindi comodamente. Allora io non so adesso il programma di musei attuale quale sia, sento la vostra denuncia e questa mi destabilizza un po', perché lo sappiamo tutti, perché l'arte è il motore che traina la gente da millenni verso una razionale vita, diciamo. Quindi l'arte è lo specchio che ci rappresenta da sempre e per tale in futuro dobbiamo anche di questo tener conto. Però professor Buso, e lo dico anche al presidente Volpe, dobbiamo parlare anche di quello che si potrebbe fare anche con l'arte, perché io sto parlando di una città vicina, la più vicina a me, l'unica al mondo, dove addirittura la mobilità a mezzanotte non arriva più nessun treno e non parte più nessun treno. Capisce quello che dico? I musei, glielo posso assicurare, mi dispiace che lei non lo sappia, ma gli orari sono quelli che le ho detto io, qualche rara eccezione che si aprono anche di sera, ci sono delle file interminabili, ma non solo a Venezia, anche a Treviso abbiamo visto quando sono i musei aperti a musei di notte. Capisci che c'è qualcosa che non mi torna, perché noi vinceremo questa solitudine, vinceremo anche questa apatia proprio con l'arte e la bellezza, io ne sono sicura, perché è quello che vogliono le persone vogliono uscire e visitare il bello, e di bello ne abbiamo talmente tanto che non riusciamo neppure a apprezzarlo, non sappiamo dove girarci, poi andiamo, non so, nel mondo a visitare cosa, dove a 2 passi da casa abbiamo di tutto e di più. Ecco, cos'è l'arte, professore? La bellezza di un quadro. Io non mi ricordo che ospite ho avuto che ha detto: io sono andato a visitare una mostra, vedi queste persone che la passano e poi le trovi al bookshop che fanno acquisti invece di fermarsi ad ammirare e capire cosa stanno
stiamo vedendo, perché il quadro ti fa delle domande e tu poi fargliele lui ti risponde, cioè c'è poca comprensione anche di capire cosa vuol dire visitare una mostra, capire che quadro stai guardando, cosa dice, che domande puoi fare, perché non ci soffermiamo abbastanza? Perché culturalmente non siamo preparati. Prego, professore. Sì, anche questo è vero. Ma diciamo che l'arte, come abbiamo anche detto poc'anzi, è quel motore che traina le genti da millenni, da svariati millenni, e le proietta, diciamo, in futuro. Non dimentichiamo che è la testimonianza, l'arte della nostra esistenza. Quindi fare arte, lo scriveva benissimo, per esempio, ecco, in una visita, andando a visitare un museo davanti a un'opera d'arte, lo scriveva e diceva Bonito Oliva, tempo fa, diceva che il successo di un'opera d'arte è tale quando chi osserva l'opera riesce a provare le stesse emozioni che ha provato l'artista nell'eseguirla. Ecco, quindi l'opera d'arte, il quadro, in questo caso parliamo di dipinti, come di sculture, per l'amor del cielo e altro, però parlando anche di un dipinto, deve dare emozione, deve essere qualcosa che al di là della rappresentanza mera dei soggetti, di questo o quell'altro tema, proprio trasmette un qualcosa che fa parte di noi, della nostra società. Per esempio, lei ha visto tutte le correnti che si sono susseguite poi dall'impressionismo in avanti, fine 800 e in avanti, nel primo Novecento, quell'inseguirsi continuo di tendenze pittoriche, nuove denunce, per esempio gli scioperi di Palizza, quel dipinto. Ecco, la società è sempre stata dipinta dall'arte. Perché? Perché parte dell'arte, e l'arte fa parte della gente, fa parte del mondo, è la testimonianza che noi lasciamo oggi ai posteri, ma ieri i nostri avi l'hanno lasciata a noi. Senta, professore, io vorrei vedere anche queste foto copertina di questo libro, Michelangelo, più volti. Ecco, adesso lo inquadriamo e lei ci spiega, ecco, questo libro, eccolo qua. Prego, professor Buso. Diciamo che in studi scientifici, ormai in atto da oltre 25 anni, nel 2017-18 sono approdati alla Pietà di Michelangelo, la Pietà vaticana di Michelangelo, e giustamente poi, come tutti gli artisti nelle varie epoche, dai miei studi, hanno avuto l'accortezza di inserire all'interno delle loro opere scritte, firme, date, figure esoteriche e non, quindi volti e quant'altro. Diciamo, Michelangelo in questo caso nella Pietà vaticana non si è sottratto a questa regola che dai miei studi parte già agli inizi del primo millennio dopo Cristo, quindi passando via via per Giotto e tutti gli altri nelle varie epoche. Ecco, Michelangelo nella Pietà ha inserito, come voi avete poc'anzi fatto vedere, nel petto della Madonna, quindi nelle vesti che ricoprono il petto, l'addome, il ventre della Madonna, quindi dal décolleté in giù, e li ha inseriti sapientemente, facendoli notare solo ad immagine capovolta, un modo questo per semicelare la cosa e non renderla di pubblico dominio, come è sempre stato in voga, in quanto cose intime, personali, che vanno a denunciare gli intimi pensieri di ogni artista che eseguiva. In questo caso, nel petto della madre di Gesù, qui adesso l'immagine che io vi ho mandato fa vedere 3 volti, 3 personaggi, l'uno sulla sinistra con la bocca aperta, con lo sguardo, e le linee lo fanno vedere, diretto agli occhi, non al viso, agli occhi della Madonna, in uno sguardo sbigottito, quasi a dire pietas.
Ecco, poi in alto al centro, con la bocca spalancata, anche lì un altro volto che induce a pensare a qualcosa che è una specie di pietismo, di stupore, bocca aperta quindi, ma anche gli occhi e l'espressione denunciano una specie di pietismo. Ecco, proprio per questa Madonna, questa madre che soffre per il figlio morto. Mentre sulla destra lo vediamo con copricapo, e addirittura con una parte del busto vediamo un altro volto prettamente antico, quindi rinascimentale, di profilo, che ha una smorfia è indignato, è un volto, si può dire, dal naso un po' arcuato, con la bocca che denuncia proprio indignazione, e si volta, non osa guardare rispetto agli altri due la Madonna in viso. Ecco, allora questa pietà vaticana finalmente, dopo 500 e oltre anni, ha rivelato quello che Michelangelo segretamente ha impresso scolpendo il marmo. Professor Buso, ma diciamo, anche lei quanta fatica per far capire questi studi? Noi abbiamo saputo queste cose grazie a lei quando è venuto qui a Sveglia Veneti. Ecco, tutti tacciono, quelli che dovrebbero parlare stanno zitti, quelli che dovrebbero sapere non sanno. Ecco, perché di fronte a queste bellezze, a queste meraviglie, c'è una parte di silenzio anche politica che non dà la possibilità a persone come lei, chissà quanti ragazzi, quanti studentessi avrebbero voglia di intraprendere certi cammini, ma molti paletti. Lei ne è la dimostrazione poi oltretutto. Prego, professore. Guardi, qui si aprirebbe un discorso un po' più ampio, però comunque stringendo la cosa, lei ha presente che, per esempio, quando un innovatore, uno scopritore in questo caso, e parlo in tutte le epoche, quindi non solo la nostra, anche nelle epoche passate, nei secoli passati, quando uno scopritore fa una scoperta, giustamente deve subire il vaglio dell'incredulità. Quell'incredulità che hanno reso, per esempio, Galileo Galilei ridicolizzato un po' da tutti, perché andava dicendo determinate cose, per poi passare un po' a tutte le altre scoperte, e non mi dilungo. Di certo, ecco, la singolarità che oggi viene tenuta meno da conto con questa, globalizzazione, cioè il mondo oggi tendenzialmente tende a uniformare le menti, la nuova cultura, le nuove tendenze, il web, internet, un po' tutta la società è tesa ad avere persone che ragionino, o perlomeno tenti di ragionare tutte un po' uguali, tutte allo stesso modo. Di certo però il DNA, che è antico quanto il mondo, parla un'altra lingua, e parla la lingua per l'appunto di Michelangelo Buonarroti, parla la lingua di Leonardo da Vinci, prima ancora parla una lingua, quella di Giotto, e via, parla lingue diverse, che innovatori, innovazione. Lei provi ad immaginarsi cosa hanno passato quei poveri, e dico poveri non a caso, pittori impressionisti, quando nella seconda metà dell'Ottocento hanno fatto della luce la vera protagonista dell'arte. Prima l'arte era intesa in un altro modo. Cosa hanno passato? C'è gente che si è sparata come Van Gogh, c'è gente che è andata a finire Grazie professor Buso, andiamo avanti perché ho anche un altro ospite. Allora, grazie, poi continuiamo naturalmente professor Buso. Allora, Presidente Volpe, altri numeri da darci, come vuole salutarci, cosa vuole dire? Mi piaceva molto, mi ho guardato con grande interesse le cose, ho ascoltato con grande interesse. Anche qui, vede, l'arte potrebbe essere sicuramente uno strumento di aiuto anche in quella fase della vita in cui si cessa il lavoro attivo. Potrebbe essere di stimolo se promossa come uno strumento
di invecchiamento attivo. Penso alle università della terza età, che sono una struttura molto bella, che funziona in provincia di Vicenza, tra l'altro sta crescendo. Ma l'arte sarebbe un alimento straordinario da somministrare a questa popolazione che invecchia. Io stesso, che durante il lavoro non ho avuto tempo nella vita di seguirla, sarei affascinato quando sono a riposo da poter leggere e vedere queste cose. Il professore che abbiamo visto adesso, che abbiamo ascoltato, io me lo immagino di fronte a una platea anche di settantenni, saremmo tutti affascinati. Sentiamo, e affamati. professor Buso, cosa dice di questa offerta quasi un po' celata? Ecco, spiegare a questi diversamente giovani in queste RSA la bellezza di un quadro, di un dipinto, cosa vedi oltre quel dipinto, perché c'è stata fatta anche una mostra qui all'Isola di Treviso, Siamo un'opera d'arte, che hanno copiato questi quadri mettendo al loro posto queste figure di questi diversamente giovani. È stato un successo strepitoso. Prego, professor Buso. Certo, indubbiamente è molto bello quanto dice il dottore, cioè l'arte, e lo dicevo prima, è quel motore che influisce tutta la nostra esistenza, la nostra vita, anche se non vogliamo dirlo, ma è la verità. Quindi tutto passa e filtra nell'arte. Allora, per l'amor del cielo, che queste scoperte, la mia scoperta, perché in questo caso è unica, fatta circa 25 anni fa, ho 4 atti notarili siglati e tanto altro. Quindi questa scoperta andrebbe proprio divulgata anche in forma didattica, come scriveva la storica dell'arte di Genova Maria Daniela Lunghi. Dovrebbe essere portata alle scuole, per esempio, ai ragazzi che crescano con questa mentalità. L'opera d'arte non è mai piatta, oppure non è mai apparente come sembra essere. Va approfondita, capita fino in fondo cosa dice, cosa non vuol dire, anzi cosa dice soprattutto, e rivela. Ecco, in questo approfondimento, in questi, diciamo così, occhi più scrutanti, e veramente vi sono verità come quella poc'anzi elencata sulla Pietà, ma adesso addirittura proprio stanno per arrivare stamane i volumi sull'uomo vitruviano che io ho fatto. Ecco, un altro studio che dopo la Pietà arriva a enunciare un'altra. Ecco, vediamo anche questa copertina, poi salutiamo perché deve andare via anche il presidente Volpe. Questa copertina di questo uomo vitruviano, andiamo a vedere. Ecco qua, prego professore. Ecco, qui faccio un annuncio breve, non dico tutto perché l'uomo vitruviano, il volume sta per arrivare, penso a minuti, mi viene consegnato oggi da Grafica Antica, è un lavoro che è durato circa 3-4 anni e sviscerato. Il disegno di Leonardo, forse tra i più celebri, viene sviscerato nella sua interiorità. È un'altra cosa che vedere un uomo a braccia allargate, a piedi allargati, per l'amor del cielo, ma enuncia altre cose l'uomo vitruviano, soprattutto la datazione sinora suggerita, che non si trova d'accordo con quanto scritto e lasciato scritto nell'uomo vitruviano da Leonardo stesso. Lo abbiamo appena intravisto nella sua bocca. Ovviamente mi tengo un po' stretto nel fare annunciazioni finché non farò le presentazioni del volume. La prima sarà ad Assisi alla Domus Pacis nel mese di ottobre, quindi il volume arriva ora. Sarà mio compito mandarlo, come è successo per quello della Pietà, al Vaticano e a chi di dovere nei prossimi mesi, ma diciamo la presentazione ufficiale sarà fatta a Roma. Abbiamo avuto una news questa mattina. Allora, Presidente Volpe, come ci saluta, con quale messaggio? Avete una trasmissione che si chiama Sveglia Veneti. Io dico, per una volta l'appello a chi ci ascolta è di misurare chi si candiderà a governare questa regione anche sul tema delle persone anziane. Chi non metterà come primo punto della sua agenda questo tema vuol dire che non è degno di governare questa regione. Grazie veramente, grazie a Roberto Volpe di essere stato con noi.
Grazie, allora noi andiamo a vedere questo, andiamo a Treviso, questo invecchiamento marca denatalità. In 20 anni i nuovi nati nella provincia di Treviso sono diminuiti del ben 34%. L'inverno demografico si è trasformato in una glaciazione. Il Veneto invecchia sempre più e nell'allarmante classifica della denatalità elaborata dal centro studi dello SPCGL la Marca è superata solo dalla provincia di Belluno, che ha perso il 39% di nuovi nati negli ultimi 20 anni, e crolla anche il trend delle nascite tra gli stranieri residenti nella Marca, oltre il 5% in meno negli ultimi 10 anni. Si svuotano le culle e le scuole, meno 17% la fascia d'età 0-14 anni, cala la popolazione attiva, meno 2,3% di chi ha tra i 15 e i 64 anni, mentre l'unico consistente aumento si registra negli over 65, più 22,5%, ed è proprio l'indice di popolazione attiva, cioè di coloro che sono in età lavorativa, uno dei dati più preoccupanti che emergono dall'indagine. Si attesta al 146%, cosa significa? Che l'età media della popolazione attiva è molto alta, varia da 47 anni a un massimo di 57 anni. Poco confortanti le previsioni per il futuro. Con questo tasso di fecondità nel 2043 nella Marca ci sarà un giovane ogni 3 anziani, con le allarmanti ricadute sul piano sociale, economico e sanitario. Se non verranno fatti investimenti per invertire questo trend, sottolineano dallo SPI, la nostra società è destinata al declino. Mi riferisco espressamente a quelle politiche, non solo PNR, asili nido, eccetera, ma proprio interventi all'interno della contrattazione collettiva da un lato e all'interno delle politiche comunali che diano impulso alle coppie per poter figliare, perché abbiamo visto che anche gli stranieri si sono omologati alla nostra situazione, e avere un tasso di natalità così basso rischia proprio di far implodere la nostra società. Ognuno faccia le proprie riflessioni a casa, state molto attenti perché avete sentito la situazione è delicatissima, non c'è niente da fare, abbiamo questa popolazione che invecchia, ecco, nascono pochi bambini, gli immigrati avete sentito ancora molti non li vedono bene, sono quelli che stanno cercando di mettere le toppe anche su lavori che nessuno vuole più fare o perché non abbiamo le persone che le fanno. Questo la dice lunga sul futuro che sarà anche del nostro paese. Dobbiamo illuminarci, dobbiamo allargare la visione, perché se continuiamo a chiuderci invece che aprirci io non so dove andremo a finire. Vedete e avete sentito anche il Presidente Volpe cosa ha detto, nell'RSA sono queste persone che lavorano, non sono tutti delinquenti, sono anche brave persone, vogliamo anche capire anche la politica in futuro dove andrà a parare. Allora sentirei anche appunto dal nostro professor Buso, ecco, questo presente, un presente che vede ad esempio questa Venezia, ecco, molto contestata in questi giorni per l'arrivo di questo super miliardario, però se questo miliardario investe nella cultura, ma dovrebbe investire di più, dovrebbe fare di più, ecco, chi sono i nuovi mecenati della cultura e cosa direbbe a loro, professor Buso? Ma dico che Venezia di per sé stessa è già cultura. Quando si parla di Venezia si parla d'arte. Venezia è una città d'arte in tutti i sensi. Quindi investire nell'arte, io penso, lo noto anche nelle mie ricerche, è quel qualcosa che va sempre un po' più di moda, nel senso che la persona benestante oggi come un tempo ha quella sensibilità. Abbiamo visto per esempio a suo tempo anche il ripristino del Colosseo, no? Chi è che ha messo o si è reso disponibile per mettere i soldi per ripristinare un Colosseo a Roma? Ecco,
quindi siamo all'ottica, in quel caso era. Allora, Venezia, senz'altro, dicevo, città d'arte, e va protetta da chi ne ha la possibilità, che certo non può essere l'operaio o la persona, diciamo, comune, ma casomai, ecco, coloro che ne hanno la facoltà, la possibilità, e va comunque tutelata e va investito proprio per dare alle attuali persone, ma soprattutto alle nuove generazioni, cercare di tralasciare tutto quel patrimonio artistico che Venezia, più di altre città, è in grado di dare. Gioia di questa bellezza che abbiamo proprio in tutta l'Italia. Siamo, come ho detto prima, il patrimonio più grande a livello UNESCO, e soprattutto capire quanto viene apprezzata dal mondo giovanile, anche femminile, ecco, questa arte, questa bellezza che abbiamo fortuna di avere, come usciamo di casa da tutte le parti. Ecco, lei è anche associata con FAPI, cosa dice? Ecco, come si sta muovendo questa figura femminile anche per quanto riguarda il mondo dell'arte, della cultura, della bellezza? Prego, Gioia. Intanto buongiorno a tutti. Per quanto riguarda l'arte, la bellezza, la collaborazione, penso che più del nostro territorio non sia esplicativo di questo, ecco. E in questo noi come Confapi, come associazione, crediamo molto in questi valori, e si sta muovendo in maniera attiva, sempre in maniera forse un po' rallentata, ci vorrebbe un po' di più di motore, ecco, però sicuramente dei passi ci sono, e da parte del team di Confapi Donne Treviso e Venezia sicuramente stiamo facendo dei buoni passi, ecco, e anche dal punto di vista dell'associazione giovani di Confapi, ecco. Allora, Gioia, quello che vorrei anche capire, quanto è attirato il mondo femminile, ma anche a livello anche della scuola, questo essere intrigati dal mondo dell'arte, della cultura, della bellezza? Allora, dal punto di vista scolastico, secondo me c'è molto da fare. Vedo che i giovani comunque oggi sono un po' persi anche nella nostra quotidianità, ecco, perché comunque viviamo in un mondo dove i pensieri e le ansie alle volte diciamo che prevalgono, ecco, in altri aspetti che sono fondamentali. Dipende secondo me molto anche dal tipo di approccio che si ha dal punto di vista scolastico e come viene comunicato. Penso che le scuole abbiano un ruolo davvero fondamentale oggi. Sentiamo cosa dice il professor Buso a questa ragazza, a questa donna, Gioia Fracasso. Nella scuola c'è molto da fare ancora, forse un cambiamento, anche portare di più questi ragazzi a intrigarli con l'arte. Sì, si fa, ma non si fa abbastanza. Allora c'è qualcosa, perché l'arte, la bellezza ruba lo sguardo, ruba l'attenzione, se sei attento. Io sono convinta che questi giovani hanno questa sensibilità. Gioia è una dimostrazione. Cosa dice il professor Buso? Certamente, mi complimento appunto con Gioia delle sue belle parole, diciamo, ma soprattutto perché ha messo in campo il giovane, l'attenzione del giovane, che a mio avviso va tutelata, va, come si può dire, va consolidata, va curata, va portato sempre più alla conoscenza, e per conoscenza intendo anche quella conoscenza che io studio giornalmente, che sono i contenuti delle opere d'arte. E come dicevo prima, un'opera d'arte non è mai fine a se stessa per quello che rappresenta, ma ha molto da dire. Ecco, e qui entra in campo un discorso di maggior approfondimento dell'opera d'arte, e questo, a mio avviso, come penso e ho sentito anche da Gioia, va insegnato ai giovani, vanno guidati a comprenderlo. Ecco perché la mia ricerca, in questo caso scientifica, andrebbe, come scriveva anche la storica di prima che accennavo prima, diceva andrebbe portata nelle scuole, quindi dovrebbe essere formazione
didattica, portata proprio a conoscenza per entrare nell'opera d'arte, non vederla dall'esterno solo. Ecco, un'opera d'arte è maggiormente un'opera d'arte completa qualora ci si addentra dentro nella comprensione dei suoi reconditi significati. Spesso troviamo di tutto. In questi giorni sto lavorando scientificamente su un dipinto di Sandro Botticelli, dove dentro sto scoprendo cose inaudite che vanno al di là della rappresentazione della Madonna e Bambino con Santi seduta in trono, che è il quadretto, è un fondo oro, ma va oltre, enuncia la mentalità, il tipo di preparazione che aveva questo giovane, perché all'epoca appunto il dipinto è del 1473, lui nasce nel 45 e quindi aveva 28 anni. Si figuri, dire oggi un ragazzo di 28 anni è come dire un ragazzo giovane, invece no, la mente di Botticelli a 28 anni era una mente maturissima. Allora, professor Buso, io vorrei far rivedere questa copertina del libro Michelangelo più volti a Gioia Fracasso e sentire se lei conosce questa realtà che sta spiegando il professor Buso, che all'interno di un'opera d'arte, tu vedi altre opere d'arte. Ecco, vediamo questa perché è bellissima, io la voglio rivedere, questa Pietà rovesciata che si vede tutt'altra cosa. Prego, professor Buso. Certo, allora qui diciamo Gioia dovrebbe capire che gente del calibro del cardinale Angelo Comastri del Vaticano di Roma, lo stesso assessore alla cultura del Vaticano di Roma e Papa Francesco hanno inviato 3 lettere per questa scoperta. 3 lettere che conservo, di elogi quindi, dove si sono permessi di scrivere che l'arte è qualcosa che va veramente, è una miniera, così hanno definito, in questo caso parlando della pietà. E qui lo notiamo bene. Vediamo che la pietà non è solo da vedere, diciamo, nella sua forma estetica, esterna, superficiale, peraltro molto bella e ben fatta. Per carità, non se ne parla nemmeno. Penso sia uno dei biglietti da visita mondiali più grandi che noi abbiamo. Ma l'opera d'arte reca ben altre cose che il giovane deve cominciare a comprendere. Per fare questo bisogna che parlino e comincino a indirizzarsi con la didattica, quindi nelle scuole, da bambini, da ragazzi, che venga loro insegnate che ci sono perlomeno queste presenze. Dopo essere, che ne so, ricercatori scientifici del mio calibro, io praticamente lavoro 15 ore al giorno da oltre 25 anni, sono davanti al monitor di un computer, quindi si figuri quante cose, quante io ne vedo e quante ne ho scoperte. Cosa ne pensi, Gioia Fracasso, di quello che ti ha fatto vedere, che ti ha detto il professor Buso, queste bellezze nella bellezza che lui è riuscito a far scoprire, a farci vedere? Prego. Mi allineo molto con quello che ha detto il professore, perché io ho avuto la fortuna a scuola di avere un professore che mi ha comunicato l'importanza dell'arte e anche quello che c'è dietro l'arte, e aveva avuto modo di fare dei progetti al tempo anche col FAI appunto, e penso che introdurre in quel momento della vita un giovane a una conoscenza introspettiva, penso che sia un valore veramente unico, e in un territorio come il nostro Veneto, ma nazionale, con tutti gli artisti che abbiamo avuto in passato e che abbiamo tutt'oggi, penso sia fondamentale avere la conoscenza di queste opere, ecco. Allora andiamo a vedere anche Confapi, Donne, Roncade e Castello, per capire anche dove vengono fatte queste riunioni, questi convegni, queste tavole rotonde all'interno della bellezza che abbiamo nel territorio. Il Castello di Roncade è una testimonianza. Andiamo a vedere, poi lo commentiamo con Gioia Fracasso. Unire e ispirare, connettere le donne alla guida delle piccole e medie aziende del territorio per fare rete e promuovere un modello di leadership fondato sui valori dell'inclusione, ascolto e valorizzazione delle diversità. Sono state oltre un centinaio le professioniste che hanno partecipato all'evento organizzato da Confapi al Castello di Roncade.
Confapidonne da sempre è impegnato per cercare di unire le imprenditrici, di aiutarle nei loro progetti, di farle crescere e di sostenerle in quelle che sono tutte le loro difficoltà nelle attività quotidiane. Per questo l'evento è stato mirato a favorire lo scambio di esperienze, competenze e opportunità per portare avanti la parità di genere e l'equità nei contesti aziendali. Continua e persiste la discriminazione di genere, continua e persiste il gap salariale e soprattutto molto spesso siamo penalizzate nel cambio generazionale nelle nostre piccole imprese. L'ambizione del ruolo apicale è ormai evidente e la difficoltà delle imprenditrici femminili, perché io parlo a nome delle imprenditrici femminili, la difficoltà sta nel chiedere crediti agli istituti bancari, perché lì si nota la differenza della fiducia nel confronto delle donne. Siamo donne e imprenditrici, non donne o imprenditrici, e in quella E ci sta un po' tutto il nostro progetto, perché significa non dover rinunciare, non dover scegliere tra l'essere mogli, madri, figlie, ma semplicemente vedere realizzata la propria professionalità e avere lo spazio che giustamente cerchiamo. Allora, Gioia Fracasso, la parità di genere che può diventare, come dicevo prima, a telecamere spente, un'opportunità per la donna, però si fa fatica ad avere questa parità di genere, abbiamo sentito anche dalla Presidente Teso, salari diversi, opportunità diverse, questa donna che fa sempre più fatica a salire questa scala per arrivare alla vetta, alla cima, ma se ci credi c'entri l'obiettivo, ma quanta fatica però, quello che non vale per la figura maschile, questo è un dato di fatto, i numeri sono numeri. Prego Gioia. Sì, io penso che la leadership femminile oggi sia fondamentale e ha un ruolo sempre più cruciale anche successivamente al periodo di Covid che noi abbiamo avuto, in quanto le persone hanno sempre di più la necessità di avere una sensibilità e un contatto umano che per genetica, per comunque appartenenza, generalmente una donna ha insito in sé, ecco. E quindi penso che sia fondamentale parlare di questi concetti, come abbiamo avuto modo noi di fare nello scorso maggio, appunto 24 maggio a Roncade, per poter unire e promuovere ascolto piuttosto che confronto, ecco, e collaborazione tra imprenditrici donne, ecco, perché solo appunto parlandone che riusciamo anche a scavare in queste dinamiche che purtroppo sono evidenti, però sicuramente sono anche fiduciosa che ci si può lavorare molto bene. Allora, questa figura che abbiamo visto in questi giovani, di questo super miliardario, un terzo uomo più ricco del mondo, con a fianco questa figura femminile, come la vedi? Come vedi questa figura femminile e qual è l'esempio, il messaggio che cerca di dare? È un messaggio positivo per il mondo femminile o ne guadagna più il mondo maschile? Come vedi questi messaggi che stanno arrivando in questi giorni dove sì, protagonista è anche lei, però il vero protagonista è più lui che lei, almeno è una mia sensazione, o sbaglio Gioia? No, sicuramente è così, perché comunque stiamo parlando di un imprenditore, un colosso mondiale, ecco, che ha svoltato comunque la nostra distribuzione, il nostro commercio mondiale, quindi sicuramente l'attenzione maggiore verso la figura maschile, ma per ovvie ragioni. Però penso anche che come uomo abbia anche portato dei valori riferiti all'amore, ecco, e all'empatia, che è quello che stavamo parlando, perché comunque festeggiano un inno d'amore come il matrimonio, e penso anche che appunto il nostro territorio
possa beneficiare di questo evento. Ecco, si sa che comunque gli americani sono molto affezionati al territorio italiano, ecco, e è oggettivo perché si è parlato negli scorsi giorni che è stato anche contribuente lui all'interno del nostro territorio, ecco, quindi molti dicono che per lui è come aver pagato una cena a 50 persone, ecco, per noi sentire queste cifre sono cifre che fanno, ma ognuno le interpreta alla propria maniera. Allora andiamo a vedere questo primo giorno di Bezos e dopo questo giorno della Madonna dell'Orto pre-Bezos. Non a caso ho scelto questa chiesetta, andiamo a vedere. Due fronti diametralmente opposti si sono mossi oggi a Venezia in attesa del primo grande evento della sera, con la prima festa dei promessi sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez. A Venezia in Marittima hanno attraccato già da alcune ore due grandi jet, mentre l'imbarcadero privato dell'Hotel Amman, dove alloggeranno gli sposi, è stato potenziato e coperto dalle tende per schermare la vista anche ai paparazzi. All'Arsenale, dove si terrà la festa, e anche all'isola di San Giorgio Maggiore, dove si dovrebbe tenere venerdì la cerimonia nuziale finta, si entra solo attraverso dei metal detector, come in aeroporto. In piazza San Marco la giornata scorre apparentemente normale tra tanti turisti, con però una maggiore presenza di forze dell'ordine, anche se discreta, sia in divisa che in borghese, ma i commercianti di piazza San Marco plaudono all'evento che porta risorse alla città, dicono, in una stagione già partita a rilento. Resto allibito da queste polemiche perché insomma questa città qua anzi ha bisogno di queste persone qua, ha bisogno che della gente di un certo peso, di una certa cultura, anche perché Bezos a Venezia ci viene spesso, grazie a Dio, è uno che finanzia molti comitati della cultura qua a Venezia, è una persona che è molto attenta e molto partecipe per la salvaguardia di Venezia, quindi ben venga Bezos. Adesso ha deciso di venirsi a sposare qua, che ci fa molto piacere, come tantissima altra gente che vengono qua a sposarsi. Siamo contenti, insomma c'è un indotto importantissimo, quindi sicuramente ci sono delle persone che avranno dei vantaggi economici, eccetera. Piazza San Marco è diventata ancora una volta palcoscenico di alcune azioni plateali di protesta. Intorno alle 11 due attivisti hanno tentato di salire sui pennoni davanti alla Basilica di San Marco nel cuore della piazza, stessa sortita tentata da un altro attivista verso le 13, che poi è stato portato via dopo una decina di minuti a forza dalla polizia. Vorrei che riuscissimo a collaborare, come umanità. È importante collaborare, non distruggerci tra popoli, non ammazzarci tra popoli. Dal pontile CTV di Alto, alcuni promotori del fronte No Bezos hanno lanciato in acqua un fantozzo di Bezos sopra una finta bara e con delle finte banconote, ma la notte è ancora lunga. È tutto pronto nel chiostro della Chiesa della Madonna dell'Orto, dove si svolgerà il Gran Galà in onore di Jeff Bezos e Lauren Sanchez alla vigilia del loro matrimonio previsto per domani sull'isola di San Giorgio. Il personale del catering è al lavoro senza sosta per gli ultimi preparativi della cerimonia, mentre l'area è sorvegliata dalla polizia locale e da un servizio di sicurezza privata. Bloccheranno tutta la fondamenta perché andranno qui vicino alla Chiesa dei Mercanti nel chiostro e poi nella sala dei mercanti. Sì, siamo super informati. A partire dalle ore 16:30, come indicato in un'ordinanza comunale, sarà interdetto il transito pedonale lungo fondamenta Gasparo Contadini e fondamenta Madonna dell'Orto. L'accesso sarà consentito esclusivamente a residenti, ospiti delle strutture ricettive locali e titolari di attività economiche, previa esibizione di documenti che attestino il diritto al transito. Ah, non ero a conoscenza, non lo so. Non ho idea, io abito qua, quindi io vado su e giù, vengo, mi muovo. Ah, così c'era, questo non sapevo. Così. Vabbè, vediamo cosa succede. La festa vedrà la partecipazione di numerose celebrità, figure di spicco del jet set internazionale e autorità provenienti da tutto il mondo. Per me è solo una bella cosa comunque per Venezia e per il turismo. Io non sono contraria, penso che comunque tra
insomma, tra costi e benefici ci sono delle valutazioni da fare. Ci sono molti gli stranieri che vengono a sposarsi qui in città perché Venezia è unica nel mondo. Siete pronti a dare il benvenuto a Bezos? Ma sì, certo, perché no? Nonostante i disagi per la viabilità, i veneziani sembrano accogliere l'evento con curiosità più che con fastidio. Benvenuto, sì, benvenuto, porta soldi. E una canzoncina gliela dedichiamo. Una canzone a Venezia, l'ultima, Due cuori in una gondola. Due cuori in una gondola, sto mar pien de ste, è una che canta e strofe d'amor, guardando una stea, godito in cuor. Venezia te prego, fa il sogno realtà. Allora, professor Buso, non a caso questa chiesa, Madonna dell'Orto per il Gran Galà, strada dei mercanti, ecco, se Bezos gli avesse chiesto un parere, un qualcosa, cosa avrebbe detto? Cosa avrebbe consigliato di vedere lei, esperto, più che esperto, di vedere oltre il quadro? Prego, professor Buso. Insomma, una persona simile, io penso che non sia diciamo casuale che lo sia singolare in questo modo. La vedo, la NASPO, quale figura culturale preparata. Abbiamo visto che è molto sensibile alla cultura, sponsorizza e sovvenziona la cultura, quindi una persona così non si ha molto da insegnare, se non alcune cose che riguardano proprio il mio ambito, riguardo all'interiorità di ogni dipinto o scultura che sia. Ecco, per esempio a Venezia, lì abbiamo l'uomo vitruviano che è alle gallerie dell'Accademia di Venezia. Lo consiglierei a lui di andarlo a vedere da vicino, magari usando anche la lente, per capire meglio cosa viene rappresentato. Oppure, che ne so, altro dipinto che mi viene in mente tra i milioni che vi sono è la famosa, diciamo, il famoso celebre quadro di Giorgione, La Tempesta, sempre lì alle gallerie. Ma insomma, di opere d'arte Venezia ne è satura fin nelle fondamenta, si può dire. Quindi, ma sa sempre l'indirizzo giusto dalla persona giusta come lei. Ecco, speriamo che qualcuno glielo dica e che magari vada a visitare, perché sono delle perle veramente di storia, di bellezza, di arte, che veramente non vanno disperse. Cosa ne pensa Gioia Fracasso di quello che abbiamo detto e di questa figura, ecco, molto importante, anche molto colta, crede molto nell'arte, non a caso ha scelto Venezia, unica al mondo, e questa figura femminile? Sentiamo Giorgia, cosa direbbe a questa figura femminile, ecco, come donna con Fapi? Ecco, un suggerimento, un qualcosa che vorrebbe dire a questa donna che ha toccato l'apice, è arrivata, sembra che sia una di quelle che ha fatto il viaggetto nello spazio. Sì. Ecco, mi ricordo bene, lei e altre 3 amiche hanno fatto questo viaggetto nello spazio. Prego. In riferimento a lui, comunque, per collegarmi, penso che non sia una figura, appunto, come abbiamo detto, che vada a togliere al nostro territorio, anzi al contrario. E penso che in questo lui abbia dato un messaggio anche alla consorte, ecco, di quella che è il nostro territorio, e se lui, come diceva anche il professore, è già esperto perché conosce bene il nostro territorio di Venezia, la figura appunto della donna in parte penso che, come dicevo prima, vada ad esaltare un inno d'amore, quindi quello che io suggerisco a lei è sempre un messaggio che caratterizza noi donne, quindi quello del sentimento, ecco, quindi di viversela il più possibile. Magari con l'arte. Con l'arte, esatto. Magari con l'arte, più che la schiuma, con l'arte magari. Esatto. Allora, professor Buso, siamo in chiusura, con quale messaggio ci saluta? Ecco, allora io, riallacciandomi alle parole di Gioia, dico che già l'arte è un grande sentimento. È uno dei più nobili che abbiamo. Va bene.
Va bene così. Grazie veramente, grazie al professor Luciano Buso, ricercatore scientifico, anche per queste chicche, queste perle che ha portato questa mattina a Sveglia Veneti, che io ho fatto arrivare nelle vostre case. Grazie professore. Gioia Fracasso rimane con noi. Pubblicità. Grazie a voi. Ci ha raggiunto Valentina Pilon, sindaco di San Biagio di Callalta, assieme è rimasta con noi Gioia Fracasso, associata a Confapi, per cercare di capire, ecco, questa parità di genere anche nel mondo del lavoro, anche in politica, dico io. Forse direi anche che questi onorevoli si diano anche una svegliata, visto che io ho Sveglia Veneti, perché devono portare avanti delle battaglie per vincere delle guerre importanti, specialmente che stanno facendo queste donne. Soprattutto volevo ringraziare e un abbraccio grande a queste mamme no PFAS che abbiamo sentito ieri. Finalmente queste sentenze sono arrivate, un po' di giustizia a queste meravigliose figure che da anni lottano, ecco, per il bene comune, per la salute pubblica. Sindaco, cosa dice? Ecco, sono arrivate queste sentenze, le donne quando si mettono ce la fanno, arrivano, centrano l'obiettivo e dai, queste condanne finalmente sono arrivate per loro. Prego Sindaca. Assolutamente, è motivo di grande soddisfazione, perché in un'epoca in cui si ha sempre poca fiducia nella giustizia, sapere invece che ogni tanto invece questi processi hanno un esito, ovvero quello che tutti speravamo, veramente ci rincuora. Sulla determinazione delle donne lo stesso, penso che in questo abbiano una marcia in più, nel senso che quando ci si pone un obiettivo si fa di tutto per raggiungerlo, e quindi credo che questa sia una dote e una grande qualità che ci spinge a fare sempre di più e sempre meglio, e soprattutto anche uno spirito di solidarietà femminile e di un lavoro di squadra, quando tante volte invece si pensa che la donna sia molto individualista. In questo caso invece, ancora una volta, l'unione fa la forza, e quindi per dei giusti motivi, insomma, ci si mette assieme e i risultati si raggiungono. Lo si raggiungono come in questo caso, ma anche in tante altre iniziative di solidarietà, di beneficenza, in cui vediamo ancora una volta la donna protagonista e la donna scendere in campo. Quindi sicuramente c'è un duplice aspetto positivo. Da un lato, ribadisco ancora una volta, la giustizia ha fatto il suo corso, e quindi è davvero un respiro di sollievo, e speriamo che anche in altri ambiti possiamo dire la stessa cosa, visto che oggi si parla molto del tema della giustizia, delle pene sicure e di processi più veloci. Invece poi sentiamo anche quando riguarda i femminicidi, tante volte siamo sconvolti da quello che si arriva in fase proprio di sentenze. Però insomma dall'altro lato c'è anche il tema, come accennavo prima, insomma, della forza e della solidarietà femminile reciproca, e quindi ci spinge a fare sempre di più e sempre meglio. Allora, sentiamo anche come commenta Gioia Fracasso le parole di Valentina Pilon, questa sindaca che anche lei sta cercando di dare risposte a queste persone che bussano alla porta. Io penso che quando escono i sindaci al mattino si facciano 3 volte il segno della croce, perché sanno che come escono qualcuno li fermerà e chiederà, ma è l'ascolto che loro riescono a dare. Delle volte basta solo un ascolto, non è che serva chissà cosa. La gente, specialmente i diversamente giovani, i più fragili, hanno bisogno di questo ascolto. Cosa dice Gioia Fracasso? Ecco, questa parità di genere che deve confrontarsi in un momento molto difficile, specialmente per questa figura femminile, ma che se si unisce sa centrare l'obiettivo. Prego. Sì, mi ricollego alle parole della sindaca Valentina appunto Pilon, che penso che il tema della giustizia, ecco, in questo caso abbia fatto il suo corso, e penso che, diceva lei, il messaggio di squadra e di ascolto e di connettività sia un punto di forza fondamentale in questo momento qua, ecco, perché siamo sempre anche abituati a lamentarci, ma nel momento in cui appunto si entra in gioco è giusto parlarne, è giusto affrontare i problemi, è giusto arrivare ad un proprio corso, e penso che lo spirito femminile, ecco, in questo sia molto collaborativo e mandi un messaggio fondamentale per i giorni d'oggi.
Brava Gioia. Allora andiamo a vedere questa sentenza, PFAS Miteni, un grande abbraccio soprattutto a Michela, questa grande amica di Mirella, ma a tutte le mamme che io abbraccio veramente, che ho sempre avuto in trasmissione. Penso di essere stata una delle prime a portare avanti questo tema così delicato, così compromettente per molti, però bisognava parlarne. Andiamo a sentire. Una sentenza storica, quella che è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Vicenza per il maxi inquinamento dei FAS. In nome del popolo italiano, visti gli articoli 533, 535, Codice di procedura penale, dichiaro Osoda Maghi responsabile dei reati di cui ai capi A e B. Dopo 6 ore di Camera di Consiglio, la Corte ha disposto 141 anni complessivi di carcere ai vertici della ex Miteni di Trissino, chiamati a rispondere nei diversi periodi storici in cui hanno amministrato l'azienda chimica. Previsti 58 milioni di euro di risarcimenti vari. Articolato il dispositivo che ha previsto la soluzione parziale per alcuni imputati, ma che nel complesso ha accolto e superato le richieste della Procura in un clima di festa liberatoria dei comitati radunati per il pronunciamento. Vi è una conferma delle imputazioni, quella di avvelenamento di acque, di disastro ambientale innominato, di inquinamento ambientale e anche, non dimentichiamolo perché è distonica rispetto all'oggetto giuridico dell'inquinamento, per il reato di bancarotta fraudolenta con profili anche innovativi che possiamo definire sotto molti profili bancarotta ambientale, da condotte di inquinamento che si riflettono sulla correttezza dei bilanci e delle scritture contabili della società. È meglio che stia zitto perché sono rispettoso delle istituzioni, quel che ho da dire sono molte cose, le dirò nei motivi d'appello, che è la sede appropriata. Eviterei tutte le cose che ci sono state qua che mi sembrano fuori luogo. Grazie. Sembrerebbe che siano stati esclusi dal risarcimento danni gli ex lavoratori della Miteni, che sono le persone più contaminate da queste sostanze al mondo. Chiaramente questa è una decisione che ci lascia sorpresi e amareggiati. Adesso vediamo, ovviamente dovremo aspettare le motivazioni per vedere qual è la giustificazione per cui non sono stati riconosciuti i risarcimenti dei lavoratori. Sono stati invece riconosciuti quelli delle associazioni ambientaliste, però chiaramente questo ci lascia con l'amaro in bocca. Allora, è stato accolto, anzi è stato anche modificato quello che è stato richiesto dal PM, perché il PM aveva anche ipotizzato delle assoluzioni. Siamo soddisfatti, credo sia stata una sentenza coraggiosa, assolutamente restitutoria anche per gli interessi delle parti che ho rappresentato, e credo di poter ringraziare la Corte e i colleghi per il lavoro immenso che è stato fatto in questi anni. Ora la strada non è certo in discesa, abbiamo altri 2 gradi del giudizio, tuttavia questa sentenza ci dà sicuramente coraggio. Allora, sindaca, lei, come tutti i sindaci, siete responsabili della salute pubblica dei cittadini. Quanto importante è essere nel pezzo, capire che se c'è qualcosa che non va di torbido, scavare nel fondo e portarlo a galla? Perché poi i cittadini premiano i sindaci che seminano bene, che raccolgono le istanze che loro fanno, l'ascolto che danno. Perché avete una patata strabollente che vi hanno lasciato. Voi siete responsabili di tutto, i pagati meno di tutto, ricevete meno soldi di tutti, ma alla fine riuscite a imporvi e quello che avete sono gli eserciti che vi votano, che sono i vostri cittadini. Prego. No, certo, avere in campo la salute pubblica non è cosa da poco, anzi, perché riguarda molteplici aspetti, da quelli ambientali a quelli igienico-sanitari, a ogni qualvolta può crearsi un disagio che va a compromettere proprio semplicemente anche la falda dell'acqua. Ma penso anche a tutti gli edifici che oggi abbiamo fatiscenti, che quindi meritano un'attenzione particolare, e tante volte la difficoltà che proprio noi riscontriamo è quella di avere un'interlocuzione con la proprietà. Non si riesce a trasferire il messaggio che è un patrimonio comune. È vero che la proprietà è privata, però i riflessi che poi si hanno nell'ambiente non fa parte della soggettività, quindi dell'unicità della persona o della proprietà, ma ne va di una collettività, quindi di un bene comune che diventa superiore all'interesse stesso e all'interesse privato. E quindi ecco che ci sono degli strumenti
che noi come sindaci dobbiamo mettere in campo, che però hanno bisogno di tempi che tante volte non sono compatibili con le nostre stesse esigenze nel voler dare delle risposte molto più immediate. Però sono degli iter che con tanta pazienza, lo abbiamo visto anche nel caso di questa sentenza, poi portano a dei risultati. Quindi l'importante, la valutazione che noi come amministratori facciamo sempre, quindi anche io in primis, è quello di analizzare le situazioni, capire quali sono le criticità e innescare l'iter per poi poter intervenire. Un iter che ovviamente anche noi siamo supportati da dei tecnici, da dei professionisti, perché ovviamente ognuno fa la propria parte, quindi è giusto che ci si faccia aiutare da un team che possa seguire, ma nell'interesse non del sindaco, ma nell'interesse sempre della collettività, e poi ovviamente ripeto, con tanta determinazione e mettendo in campo tanti enti, perché non è solo il sindaco, ma poi per esempio c'è la provincia, l'ARPAV, la regione, tutti quanti insieme si cerca di arrivare alla soluzione e quindi di far pagare a chi di dovere gli eventuali danni. La cosa non è molto semplice, perché tante volte poi chi dovrebbe pagare è latitante, ecco, e quindi ne risponde ancora una volta alla collettività, però l'impegno nostro è che questo non avvenga, perché ovviamente sarebbe un doppio danno per i cittadini stessi. Voglio dire, c'è qualcuno che ti procura un danno che poi ovviamente non ottempera, e quindi questo ricade ancora una volta, che è un paradosso, però ricade una volta sulle casse comunali, che quindi sappiamo bene che le casse comunali sono i soldi dei cittadini tutti. Però è, ripeto, una grande responsabilità, e quindi ancora una volta la perseveranza nel riuscire a incidere, aiutati da tutti gli enti che ne sono competenti. Allora, Sindaco, prima Roberto Volpe diceva che una politica forte ha bisogno di pochissima burocrazia. Una politica debole ha bisogno di molta burocrazia. È d'accordo con quello che ha detto il Presidente Volpe? Assolutamente sì, perché ci sono dei processi che sembrano davvero semplici da risolvere in linea teorica, poi quando uno li affronta sul campo invece hanno bisogno di tempi lunghi, proprio perché c'è questa burocrazia che a parole si dice sempre che si va verso la semplificazione, invece per tantissime considerazioni il processo è esattamente il contrario. Anche per esempio che sono norme giustissime, l'anticorruzione, la trasparenza, ogni volta c'è un cambio anche di ditte, di appalti, quant'altro, quindi ripeto, è tutto corretto, però tutto questo comporta un lavoro, un dispendio di tempi e di energie e quindi di burocrazia molto lungo, e quindi questo ovviamente ne va anche dell'efficacia dei processi, perché alcune volte si può risolvere in tempi veloci, altre volte invece tutto questo ha bisogno veramente di una serie di passaggi formali, burocratici molto lunghi, che ne va a compromettere l'iter stesso dell'obiettivo, insomma, quello finale. Vedevo, Gioia, che accondiscevi quello che diceva la sindaca Pilons, le parole che lei diceva, che si esprimeva: i numeri bisogna giocarseli bene, bisogna sapere che numeri giocare, i numeri devono tornare a questi sindaci, sennò diventa un disastro. Prego. Sì, diciamo che dicevo sì appunto col capo, perché le parole della sindaca le ritroviamo noi dell'associazione di Confapi anche nelle aziende, nelle attività di tutti i giorni. Ecco, la burocrazia, ci confrontiamo con una burocrazia molto complessa e delle trafile molto importanti che cambiano, e quindi questo cambiamento porta a stare sempre sul passo e porta ovviamente anche meno efficacia, come si parlava poi nella produttività. Quindi quello che noi parliamo anche come associazioni tra imprenditrici e imprenditori è saper coordinare il tutto, e alle volte non è per niente semplice, ecco. Come vedi, Gioia Fracasso, la politica a livello di leadership femminile? Ecco, questa parità di genere che abbiamo iniziato all'inizio a parlarne, io le vedo, queste figure femminili, queste amministratrici che hanno le idee molto chiare, sono determinate, stanno cercando in tutte le maniere di raggiungere l'obiettivo e sono molto vicini a quelli che sono i bisogni delle persone. Tu come le vedi queste amministratrici? Sì, penso che un esempio ce l'ho qua in parte. Ecco, mi fa molto piacere oggi potermi confrontare con la sindaca e vedere quello che in realtà penso io della politica femminile, ecco, quindi che è poi quello che dicevamo
prima dell'imprenditrice, della figura apicale femminile, quindi sicuramente un maggior ascolto e una determinazione, perché come diceva la sindaca prima, nel momento in cui ci si mette nel campo si va dritti verso l'obiettivo, ecco, e quindi questo penso sia un messaggio della sindaca fondamentale che io riconosco e che so e che spero che sempre più non sia una esclusività ma una normalità. È anche un'opportunità di crescita anche per il paese, per il territorio che amministro. Sindaca Pillon, leggiamo queste cartine, ecco, questi numeri che ha portato, che c'è anche il suo comune che abbiamo letto prima, come lo legge e cosa si potrà fare per capire, venire bisogno a queste persone che veramente stanno cercando aiuto, una popolazione che cala, ma diversamente giovani che crescono, e quando uno cresce diversamente giovane cominciano le patologie, i problemi. Ecco, come leggiamo questi numeri? Il suo territorio, ad esempio il suo comune, come lo legge, Sindaco? Allora, sono dei numeri che ci fanno riflettere perché forse non ci rendiamo conto della situazione che oggi stiamo vivendo. I numeri confermano un calo demografico importante che si protrarrà anche nei prossimi anni, però al contempo anche un allungamento della vita, e quindi questo implica una maggiore attenzione, quindi una politica che si concentra di più su quella che noi definiamo la terza età, perché vedo anche dei numeri per quanto riguarda le liste d'attesa per essere accolti in una RSA, numeri importanti che però al contempo hanno bisogno di investimenti e di risorse per poter riuscire a dare risposte. Qui a San Biagio ancora non riusciamo ad avere una casa di riposo, ma perché non dipende solamente, anzi proprio non dipende dall'amministrazione stessa, ma ovviamente dall'ULSS, dalla Regione Veneto, da tante cose, e quando anni fa c'è stata l'occasione poi è sfumata. Oggi le condizioni per riproporla sono davvero complesse, perché quello che manca è proprio che la Regione dia un impulso e quindi stanzi delle risorse in più per poter convenzionare queste strutture, perché sappiamo bene che delle strutture che poi restano solamente private hanno dei costi d'accesso che non permettono alle famiglie di potervi portare i propri magari genitori, perché oggi c'è sempre più bisogno di un invecchiamento attivo che diventi efficace, quindi di un accompagnamento. Una volta si aveva anche in questo senso un approccio molto diverso, invece oggi si cercano delle soluzioni che possono essere per esempio un co-housing piuttosto che un centro diurno, magari con l'infermiere di comunità che può assistere, piuttosto che come ultima spiaggia, ripeto, la casa di riposo, che è anche la più, diciamo così, emotivamente difficile da accettare e anche la più impegnativa a livello di risorse. Però dobbiamo renderci conto che i numeri ci stanno dicendo che ci mettono di fronte alla realtà, e quindi che degli investimenti in questo senso sono indispensabili. Sono indispensabili perché se da un lato le nascite calano, e quindi anche su questo fronte dovremo prima o poi fare anche noi delle considerazioni, perché a San Biagio ancora non siamo nelle condizioni, per fortuna, di doverlo fare, però anche in qualche comune limitrofo c'è qualche scuola primaria che non riesce a raggiungere il numero per far partire una classe prima, e questo chiaramente io vado a sostegno anche dei sindaci. Non è colpa dei sindaci, ma voglio dire purtroppo, perché è veramente un dato spiacevole, ma non ci sono più delle nascite così sostanziali che permettono di far stare in piedi queste strutture. Però dall'altro lato dobbiamo anche riuscire ad incentivare le giovani coppie, perché oggi viviamo in un mondo davvero difficile in cui c'è la necessità di offrire dei servizi in modo tale che entrambi i genitori possano riuscire a lavorare e quindi possono permettersi un sostentamento e una qualità della vita che oggi parliamo di riuscire ad arrivare a fine mese, perché con gli aumenti che ci sono semplicemente del carrello della spesa è chiaro che far tornare un bilancio familiare non è semplice, e quindi la politica ha questo duplice impegno: da un lato occuparsi della terza età, dall'altro lato però riuscire a dare la possibilità a dei giovani che hanno voglia di mettere su famiglia di riuscirlo a fare con tutta la tranquillità e non avere l'ansia e la paura di non potercela fare, e quindi fare delle rinunce in partenza, quando invece la vita vorrebbe, insomma, che tutti potessimo
donare al mondo altri esseri umani. Ecco. Gioia Fracasso, eppure siete voi il futuro di queste realtà che voi vi troverete questa patata bollente, la dovrete gestire voi, anche come Confapi, le donne Confapi, molto giovani, come Gioia Fracasso, che però devono veramente fare prevenzione per il futuro. Però bisogna investire, non c'è niente da fare, l'ha detto il sindaco, noi non ce la facciamo, non perché non vogliamo, ma perché non riusciamo proprio a mettere in piedi queste nuove strutture. Io sono dell'idea, sindaco, che qualcuno è stato molto miope, ma non perché non ci vedeva, perché ha voluto essere miope, perché i numeri c'erano e soprattutto anche questi numeri che anche anni fa davano le date di nascita, chi era la popolazione, di cosa si aveva bisogno, questi ricercatori, questi professionisti molto competenti che dicevano attenzione, attenzione. Eppure l'attenzione non c'è stata neppure da parte della Regione, che aveva un ruolo molto importante, dove doveva prendere delle decisioni importanti. Giustamente prima Roberto Volpe, appunto, che si occupa di anziani, diceva: ma come mai si trovano i soldi per delle cose che non servono assolutamente e per quelle che servono non ci sono mai? Ecco, Gioia Fracasso, anche qua la politica deve cambiare, deve ascoltare questi sindaci, che penso che sia un coro unanime di quello che hanno veramente bisogno nel territorio, di sicuro non quello che vediamo che è alla luce del sole. Prego, esatto. Gioia. Sì, i sindaci sono la rappresentanza poi del popolo, della cittadina, quindi se loro in prima linea diciamo che vedono oggettivamente queste problematiche qua, è necessariamente importante andare a creare anche magari dei tavoli di confronto, come anche noi facciamo in Confapi, per andare a capire come risolvere dei problemi, perché appunto magari si hanno anche le strategie, si hanno le soluzioni, ma poi dal dire al fare c'è di mezzo il mare, come si dice, ecco, quindi arrivare poi alla concretezza è davvero difficile, e quindi bisogna ascoltare queste esigenze. Io ho una cara amica, ad esempio, che lavora nelle RSA, ecco, e appunto dice quello che ha appena detto la sindaca, ecco, quindi non si riesce a stare al passo con le richieste e quindi si arriva ad altre soluzioni come l'aiuto a domicilio piuttosto che altri strumenti, ecco, ma tante volte questo non basta, e quindi di conseguenza si va a attaccare le tasche di quelli che sono poi le famiglie, ecco, perché io l'ho vissuto in prima persona con i miei nonni, ecco, per fortuna mio padre è in pensione e insomma possiamo vantare anche una serenità, ecco, però in questo è davvero molto molto difficile poter coordinare quelle che sono le amministrazioni pubbliche con quelle che poi sono le esigenze del nostro territorio, ecco. Eppure le sindache fanno anche squadra, anche se non sono dello stesso partito, quando c'è un problema urgente da risolvere sanno veramente unire le forze. Andiamo a vedere proprio Bagliana, Pilò in prefettura. Se parte. 3 unità in più per la zona, per il comando di Vittorio Veneto, 2 sono già arrivati, però appunto se ne aggiungeranno altre 3 e questo ci gratifica, ci fa molto piacere, e questo sicuramente sarà di aiuto per tutta quella che è la prevenzione della criminalità. È con questa rassicurazione, non solo numerica, che la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, esce dalla prefettura, dove il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presenti vertici delle forze dell'ordine, si è focalizzato sulla recrudescenza dei furti dell'ultimo periodo, soprattutto quelli in abitazione, per cui si registra una crescita pur a fronte di un minore incremento
degli altri reati vale per la Marca così come per Vittorio Veneto. Il trend è in aumento come in tutta Italia. Ecco, detto questo, è emersa anche la questione del system alert, delle targhe, e dove ci sono maggiori sistemi di lettura targhe a livello appunto della polizia locale e delle forze dell'ordine, c'è una minore incidenza per quanto riguarda i furti nelle abitazioni. Sistema targa system che sembra quindi funzionare nel Vittoriese così come a San Biagio di Callalta, altro comune su cui si è posta in mattinata l'attenzione dopo i raid alla Dreschi di metà gennaio, sorvegliata speciale la Postumia. Con una regionale che è una strada di passaggio molto importante e che nel corso di questi mesi ha visto passare delle macchine sospette che poi si sono rivelate effettivamente con a bordo dei malviventi, quindi i targa system ancora una volta efficaci, ma ancora una volta il nostro territorio come territorio di passaggio. Per questo, rassicura Pillon, si investirà in nuovi dispositivi. Non solo, anche a San Biagio si aggiorna rapidamente il numero di militari in forza alla stazione locale, che serve pure i comuni di Zenzon e Monastier. Ci hanno garantito che a San Biagio di Callalta arriverà un ulteriore carabiniere rispetto a quello al vice brigatiere che è già arrivato, e quindi questo sicuramente ci conforta. Questi 2 uomini in più permetteranno di avere una pattuglia, quindi un maggior controllo del territorio anche e soprattutto nelle ore serali. Sembra confermato il numero trapelato di recente di 57 nuovi carabinieri per le stazioni della Marca. Le assegnazioni di fatto sono già iniziate. Allora, prima di sentire la sindaca Pillon abbiamo Adriano da Venezia. Vai Adriano. Ciao, buona giornata intanto ai vostri ospiti anche. No, volevo dire una cosa, no? Siccome ho sentito questa sindaca che giustamente si lamentava sul discorso che non viene ascoltata dalla regione, allora volevo chiedere a lei, signor sindaca, le sembra giusto che ci sia il terzo mandato sul discorso regionale di certe persone, dove che alla fine vedo che fate fatica ad ascoltarvi, ad aiutarvi? Anche questo può essere un disagio per noi cittadini, perché mi è successo più di qualche volta che sono andato in regione, ho telefonato e freddo totale. Parlo col sindaco, il sindaco non sa mai niente e c'è un freddo che non è piacevole sinceramente, perché io se fossi sindaco, prima cosa che farei, un ufficio di lamentele, ok? Lo dedico un giorno alla settimana proprio per far vedere che io ascolto le persone, le posso dare una mano, non le do garanzia, però almeno faccio vedere che c'è una volta alla settimana che il sindaco comincia a essere più umile, più attaccato alla gente, perché c'è bisogno di essere attaccati a voi. E invece vedo che oggi come oggi chi fa politica non sa farla la politica, le basta la sedia, il tavolo, far vedere che è in televisione, che è tutto bello, e invece non è così. Siamo molto distaccati alla politica. Io dico la verità, non vado più a votare perché una volta mi sentivo tutelato dalla politica, adesso sento un rapporto freddo, distaccato. Ma tu chi sei? No, a me hanno sempre insegnato che bisogna essere più umili, imparare a ascoltare e cercare di risolvere i problemi, perché il signor Zaia che vuole il terzo mandato, mi dispiace dirlo, mi sembra che siamo come Putin, va bene? Che alla fine, dopo dal terzo, diventa il quarto, diventa il quinto, ma dico, se non sei capace, caro Zaia, di dare mano a questa sindaca su cose semplici, naturali, parlare con sensibilità alle persone italiane, che qui c'è qualcosa di fondo, che certe persone si sono solo montate la testa perché sono lì e non ascoltano più chi sono in basso, quelli che veramente votavano. Grazie Adriano, molto chiaro. Chiariamo che è il quarto mandato per il presidente Luca Zaia, poi bisogna dire anche quello che è, i numeri sono numeri e vanno detti correttamente. Si fa poco, però è il quarto mandato. Allora prego sindaco, come rispondiamo al nostro Adriano che vorrebbe, naturalmente lui parla in generale, una politica più vicina, è vero, io lo dico tutti i giorni, io non devo essere fortunata ad avere quel sindaco o abitare in quel territorio,
io devo avere quello che mi aspetta di diritto, questa è la verità, ed è l'ascolto, come dicevamo prima, un fattore molto importante. Prego. No, certo, no, innanzitutto una piccola parentesi sulle RSA, che il tema è anche regione ma è anche ULSS, azienda sanitaria, quindi sono tanti fattori, tanti enti che devono mettersi insieme, quindi su questo però è diciamo un tema che in conferenza dei sindaci viene continuamente discusso, continuamente approfondito e bisognerà trovare delle soluzioni. Però tornando al tema dell'ascolto e quindi di una politica vicino ai cittadini, io concordo con le parole del Signore, perché quello che perlomeno cerco di fare, sicuramente ancora non mi riesce al 100%, ma è di esserci tutti i giorni in municipio, e dico sempre anche ai cittadini che alle volte è più semplice prendere appuntamento, ma perché uno almeno sa la tematica e si prepara, però possono semplicemente entrare e sanno che mi trovano per qualsiasi esigenza. E anche alle varie iniziative, perché essere presente sul territorio permette un contatto molto più vicino e anche meno istituzionale con i cittadini, e il tema dell'ascolto diventa fondamentale, perché tante volte mi rendo conto anche io che tanti cittadini non vengono perché hanno chissà quale problema, ma semplicemente per raccontare un proprio disagio e per confidarsi, per sentire una parola di conforto, per capire se eventualmente ci possono essere delle soluzioni e per trovare magari un po' di umanità. Tante persone che vengono a trovarmi sono anche degli anziani soli, e quindi semplicemente avere una persona con cui sfogarsi, con cui poter approcciare un dialogo è sicuramente importante, e credo che il sindaco, al di là di tutte le opere pubbliche che possono essere belle, bellissime ed essere visibili ai cittadini, debba anche avere questo compito, che poi davvero è un motivo arricchente, perché sentire e avere un contatto così diretto con la popolazione ci dà la possibilità anche di mettere in campo delle strategie che magari pensavamo non fossero in questo momento così importanti e così attuali. Quindi io sono convinta che avere una politica vicino ai cittadini serva, e serva soprattutto per riuscire a dare fiducia, e anche delle volte per spiegare perché alcune cose non si possono fare, perché con il dialogo e con la parola si riesce ad arrivare ad un punto anche di incontro che tante volte magari per dei preconcetti o per dei pensieri che ciascuno fa propri si pensa invece che non sia così. Quindi ancora una volta credo che, e mi aggiungo anche al terzo, quarto o quinto mandato, che anche gli amministratori abbiano una data di scadenza, ma perché penso che una rigenerazione in questo senso porti nuova linfa, e quindi lo dico anche per me stessa, che quando sentirò che il mio tempo è passato mi farò da parte e darò la possibilità a qualcun altro, proprio in un'ottica di non avere sempre le stesse persone che occupano gli stessi posti, ma dare la possibilità a nuove persone di intraprendere questa esperienza, che fare il sindaco ovviamente non è come altre cariche a livello politico, ma è un'esperienza di vita che è molto arricchente, e quindi che io auguro a qualcuno, che sia come consigliere, come assessore, come sindaco, di poter intraprendere nella propria vita. Non è che però, sindaca Pilon, c'è qualcosa da cambiare anche in politica, che hanno dato troppo potere ai dirigenti, questi dirigenti che delle volte mettono con le spalle al muro il sindaco perché non firmano, perché il sindaco può dare la linea politica, ma se il dirigente non firma diventa un bel problema per quel sindaco. Ecco, forse l'incapacità e soprattutto anche poca meritocrazia nelle mani della politica, siamo arrivati a questo. Allora, per non aver problemi, scarico il problema nel dirigente, il dirigente deve firmare, e no, è il sindaco che deve rispondere ai cittadini, è lui. Com'è la situazione? Come la vede la situazione? Il mondo sta anche cambiando, per fortuna anch'io dico aria fresca, Prego. Assolutamente. Allora, è vero che alle volte ci si imbatte in questo tipo di situazioni perché non si ha sempre la possibilità di avere a che fare con dei dirigenti che seguono la linea che detta l'amministrazione. Io nel mio piccolo penso di poter definirmi fortunata, perché si instaura poi un rapporto di fiducia, che è quello che deve esserci in un ambiente lavorativo, che ci permette di lavorare in assoluta sintonia. È anche vero però che oggi c'è un appiattimento a livello proprio di
del mondo della pubblica amministrazione, perché sempre meno cittadini hanno l'ambizione di poter entrare nel mondo pubblico, e questo lo è sicuramente perché, come accennavi tu Mirella, c'è una meritocrazia che nel tempo è venuta a mancare, e quindi siamo praticamente tutti allo stesso livello, chi fa più, chi fa meno, e questa è una cosa invece che magari nell'ambiente privato non succede, perché c'è una prospettiva e una prospettiva di progressione, anche quindi di carriera, che è molto diversa. E quindi anche in questo io credo che adesso sembra che il ministro Zangrillo abbia dato la possibilità anche ai comuni di mettere delle premialità all'interno del fondo per poter incentivare chi effettivamente si spende e chi lavora bene. È chiaro però che, partendo dalla domanda iniziale, ci sono delle tematiche che sono strettamente viste sotto il profilo tecnico, però io credo che il ruolo di un bravo amministratore e di un bravo tecnico sia riuscire, all'interno del quadro normativo che è sempre più complesso, riuscire a trovare la soluzione che permetta al cittadino di poter realizzare il proprio obiettivo, insomma, che sia un investimento, che sia piuttosto sotto il profilo sociale, che sia quant'altro, e dall'altra parte l'amministrazione ne ha comunque un beneficio, perché quando il proprio territorio cresce è un bene comune che aumenta di valore, e il tecnico comunque ne ha una soddisfazione, perché ovviamente si è riusciti a trovare la strategia per arrivare all'obiettivo, sempre rispettando la norma e sempre rispettando quelli che sono tutti i dettami normativi che sono fondamentali oggi per poter governare, perché ricordiamoci che ovviamente poi chi ci mette la faccia è il sindaco, chi risponde alla fine ai cittadini è il sindaco, quindi ogni tanto bisogna... E chi mette la croce è il cittadino. È bravissima, e quindi alla fine bisogna riuscire a trovare questo punto di incontro tra quelle che sono le volontà dei cittadini, che ovviamente sono loro i protagonisti della nostra collettività, e quello che è invece il punto di vista dell'amministrazione, ma che rispecchia una volontà politica che è quella che è stata espressa dai cittadini quando hanno messo la croce. Allora, Gioia Fraccaro, abbiamo visto la sindaca Pillon, centrodestra, assieme alla sindaca Bagliana, sinistra, centrosinistra, però con un unico obiettivo: risolvere il problema. Ecco, siamo uniti, abbiamo bisogno di questo, abbiamo le idee chiare, i furti sono veramente un problema per questi sindaci, numero uno, gli atti di vandalismo, questi ragazzini che una ne fanno e mille ne pensano e poi ne mettono in pratica, poi dobbiamo pagare noi. Come vedete voi la situazione come Confapi, anche in aiuto di questi amministratori, ecco, di queste donne che stanno cercando anche loro, abbiamo sentito, di unire le forze, non guardare il colore politico su temi così importanti e delicati? Esatto, secondo me quando c'è da risolvere dei problemi che accomunano tutti noi, come appunto criminalità piuttosto che disagi pubblici, bisogna un attimo lasciare da parte quello che è il partito politico di appartenenza e sentire che comunque due partiti politici differenti si accomunano su un tema come trovare una soluzione, quindi un problem solving, è quello che noi vediamo poi nelle realtà delle aziende di tutti i giorni. È fondamentale riuscire ad ascoltare, perché appunto avere e capire la strategia giusta per aiutare il dipendente piuttosto che il collaboratore che c'è in azienda, e poter avere un interscambio tra i due fronti poi permette di essere tutti più collaborativi. E quindi come dicevo prima, stiamo parlando di due ambienti differenti come la cittadina, il popolo, il sindaco, piuttosto che l'azienda, il rappresentante d'azienda e i dipendenti o i collaboratori, però sono due ambienti molto simili, ecco. Che devono fare squadra e sedersi qualche volta attorno a un tavolo assieme. E come diceva la sindaca, nel momento in cui c'è un beneficio del singolo, poi c'è un beneficio anche della collettività. Come ci saluta, Sindaco? Ma siamo in chiusura, quale messaggio vuole lasciare questa mattina a Sveglia Veneti? Beh, dobbiamo lasciare assolutamente un messaggio di positività, visto che oggi qua sedute siamo tre donne, e tre toste, esatto. Abbiamo fiducia, mi raccomando, nella possibilità di dovercela fare a tutti i costi, di raggiungere un obiettivo e non dar mai nulla per scontato, perché prima o poi la giustizia fa il suo corso, e quando si ha un obiettivo con un lavoro di squadra
squadra efficace lo si raggiunge. Quindi questo è il messaggio che vogliamo lanciare oggi di 3 donne forti insieme. Grazie alla sindaca Valentina Pilon, sindaco di San Biagio di Calalta, grazie veramente anche a Gioia Fracasso, associata con Fapi, per questo ottimismo anche nel mondo giovane di queste figure femminili non diversamente giovani ma giovani, che stanno cercando anche di cambiare quello che era il solito trantin anche degli amministratori. Sono amministratori giovani che vogliono lasciare il segno, lasciamoglielo fare, però nel modo e nei tempi giusti. Grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Bentornati con noi anche oggi. Oggi vi presentiamo il mio risotto di zucca. Per preparare questa pietanza inizieremo col preparare la zucca. Ma noi ne abbiamo già preparata una. Comunque, prenderemo una zucca, andremo ad inciderla nella superficie, piano piano, senza tagliarci, e gli creeremo un coperchio e nello stesso tempo andremo ad aprire la zucca. Con l'aiuto di uno scavino togliamo prima tutti i filamenti ed i semi, dopodiché sempre con lo scavino andiamo a grattare la polpa che andremo a mettere dentro in una padella per cuocere, e prepareremo la salsa di base per fare il risotto. Noi abbiamo già preparato una zucca scavata, come potete vedere abbiamo raschiato bene il tutto, stando attenti a non forare la corteccia della zucca, e questa zucca coperta con un panno umido può restarsene tranquillamente in frigorifero anche per 5-6 giorni, per cui potrete usarla più di una volta per preparare le vostre pietanze e metterle in tavola ai vostri amici. Quando avremo preparato la nostra polpa scavata andremo a tagliarla a pezzettini e metteremo il tutto in una padella con 2 spicchi di aglio, un rametto di rosmarino, un goccio di vino bianco, un po' di sale e un po' di pepe. Ecco, mettiamo la zucca, la polpa di zucca, il rosmarino, l'aglio, il vino, il tutto a freddo, quindi senza scaldare niente prima. Dopodiché andiamo a cuocere su un fuoco morbido, non molto forte, questo composto per circa una decina di minuti. Dopo circa una quindicina di minuti avremo la zucca cotta. A questo punto togliamo il rosmarino, aggiungiamo il riso e andiamo avanti come un normale risotto con l'aiuto del nostro brodo di carne che abbiamo messo a scaldare in precedenza. Piano piano portiamo a cottura il riso. Quando mancheranno 2 minuti al termine di cottura vi faremo vedere come andremo a servire questo bellissimo risotto. Eccoci qui, dopo circa un 15 minuti di cottura il nostro riso è pronto per essere mantecato. E siccome la zucca è un alimento che non ha bisogno di burro, noi andremo a mantecare questo risottino solamente con un po' di parmigiano. Eccoci qui, vedete che è bella densa. Dopodiché andremo a versare il riso dentro la nostra zucca, cercando di fare centro. Come potete vedere il suo vaporino si sprigiona. Ci mettiamo il nostro mestolino, il nostro coperchietto
mettiamo su un piatto di servizio, portiamo in tavola e ce lo gustiamo tutti insieme.